Io chiamerei Maria Elena, è qui? Tonino Mulas. Da dove parla Maria Elena? Ti va bene lì oppure ti siedi qua, ti diamo il microfono? Dove vuoi? Piacendo, sì. Allora, buongiorno. Io ho intitolato il mio intervento "La riforma va avanti". Allora, tutti gli enti che appartengono al terzo settore, in questo momento, anche se non si vede niente di concreto, sono al centro di operazioni che li riguardano. Il testo unico ha introdotto una disciplina uniforme per tutte le varie categorie di enti. Prima c'era in pratica una giungla, una legge per ogni tipo di ente, ed ha istituito presso il Ministero del Lavoro il registro unico nazionale del terzo settore, un registro statale, cioè non c'è più il registro elenco del Ministero del Lavoro e gli elenchi regionali. Adesso è un unico registro che però operativamente è gestito su base territoriale e con modalità informatiche. Si tratta di un registro che consentirà di conoscere tutte le informazioni più importanti degli enti iscritti, come i nominativi dei rappresentanti legali, lo statuto e i bilanci. Prima, per conoscere i nominativi dei rappresentanti legali, bisognava andare all'Agenzia delle Entrate. I bilanci poi non li conosceva nessuno, e ancora meno lo statuto dei vari enti. Allora, per quale motivo questo è successo? È successo per la rilevanza del terzo settore. Da qualche parte ho letto che il PIL, che il terzo settore produce il 5% del PIL nazionale. Quindi la rilevanza, quindi anche economica, ha indotto il legislatore a far emergere questo mondo su un piano di parità rispetto ad altre realtà economiche e sociali. Diciamo, facciamo questo registro è simile al registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio. La piattaforma informatica è stata realizzata sulla base anche di una convenzione fra il Ministero e Union Camere. Adesso è pronta e quindi è cominciata la cosiddetta trasmigrazione dei dati. Allora la domanda è: che cosa significa tutto questo? Questo significa che tutte le informazioni riguardanti le associazioni iscritte nei vari registri ora verranno trasmesse dai soggetti che detengono i registri, regioni, province autonome, Ministero del Lavoro, alle sezioni regionali del RUNTS o delle province autonome, sulla base della sede legale dell'associazione. Quindi noi sui circoli non dobbiamo fare niente, questa operazione viene fatta in automatico dai soggetti che detengono i registri. Per quanto riguarda in particolare la FASI, questa operazione, in seguito al riconoscimento della FASI quale ente a rilevanza nazionale, questa operazione la farà il Ministero del Lavoro. Con decreto direttoriale del Ministero, del dirigente del Ministero del Lavoro addetto alla materia, che la FASI conosce molto bene perché ha firmato
firma tutte le lettere che riguardano la fase, il dottor Lombardi. Questo decreto è stato pubblicato, e per quanto riguarda appunto la fase, le operazioni inizieranno il 23 dicembre 2021 e terminerà il 21 febbraio 2022. Questo periodo quindi c'è questa operazione che non si vede ma che viene fatta, insomma. Allora, cosa succederà dopo? Allora, in questo momento gli statuti dei vari circoli li detiene in parte la FASI, ma se per caso la FASI non ha qualche statuto non c'è nessun problema. Entro 180 giorni dal 21 febbraio, dal 22 febbraio, i circoli riceveranno richieste di informazioni e documenti che hanno, queste ricerche di informazioni servono per verificare la sussistenza dei requisiti per essere iscritti nel RUNTS. Allora, bisogna stare molto attenti dal 22 febbraio 2022, perché la FASI in effetti ha ultimamente sollecitato i circoli a mandare la PEC. I circoli riconosciuti dalla Regione, che sono la stragrande maggioranza, già avevano la PEC. Ecco, quelli che non sono stati riconosciuti dalla Regione ma che sono affiliati alla FASI, questi devono dotarsi della PEC. Perché? Perché il RUNTS dialogherà con i vari circoli attraverso la PEC, quindi bisogna stare molto attenti e monitorare la PEC. Perché? Perché possono arrivare, anzi sicuramente arrivano richieste di informazioni alle quali bisogna rispondere e bisogna anche fornire tutte le spiegazioni che sono richieste. Per esempio, per quanto riguarda la verifica dello statuto, potrebbero chiedere delle integrazioni, delle modifiche. Niente di grave, io credo che nella stragrande maggioranza, almeno gli statuti che ho visto io erano a posto, insomma, tranne piccole variazioni, ma se dovesse essere necessario fare delle modifiche, bene, le modifiche si fanno, non è un problema, si fanno entro il 31 maggio, basterà l'assemblea ordinaria, successivamente si potranno fare con assemblea straordinaria. Dunque, ma raccomando vivamente di rispondere a queste lettere, perché dal RUNTS è automatica e questo significa perdere lo status di ente appartenente al RUNTS, quindi di ente del terzo settore. E perdere lo status di ente del terzo settore significa perdere tutti i privilegi che questa iscrizione comporta. Ecco, dico anche questo, che se uno non vuole proprio iscriversi, vuole cancellarsi, non vuole avere a che fare col RUNTS, lo può fare tranquillamente, però perde tutti i vantaggi fiscali. Dopo faccio l'elenco di tutti i vantaggi. Potrà operare in base alla normativa finché sarà in vigore del testo unico delle imposte su redditi, che però non è conveniente, cioè in sostanza bisogna cominciare a pagare le tasse, cambia il mondo, cambia completamente, cambia tutti i privilegi che hanno gli enti del terzo settore. Faccio l'elenco dei privilegi e dei benefici degli enti del terzo settore. Benefici fiscali sulle entrate, le entrate tipo contributi regionali, sui ricavi che gli enti del terzo settore possono avere con le loro attività e a favore di chi va a versamenti ai circoli, perché questa opportunità finora non è stata colta, però è molto importante. Se cioè uno fa donazioni, non so, all'Unicef, le dichiara nella denuncia di redditi e ha un beneficio fiscale. Questa operazione si può fare anche per gli enti del terzo settore. Li dichiara, l'ente rilascia una ricevuta e quindi si paga meno IRPEF. Poi c'è la possibilità di accedere a fondi riservati agli enti del terzo settore previsti nell'articolo 72 del testo unico. C'è la possibilità di fare convenzioni con gli enti pubblici previste negli articoli 55, 56 e 57
E poi c'è un aspetto che io ritengo molto importante, la possibilità di acquisire la personalità giuridica con un capitale di dotazione di solo 15.000 euro. Avere la personalità, quindi in forma semplificata, avere la personalità giuridica significa separare la responsabilità della gestione dei circoli dal proprio patrimonio. Se io come presidente del circolo faccio degli errori o faccio volontariamente delle cose sbagliate, chi ne risponde? Ne rispondo anche io col mio patrimonio. Quindi sì, lavorare per il circolo va bene, ma non bisogna anche pensare alle ripercussioni che questo può avere. Naturalmente questi sono casi rarissimi, no? Quindi nella stragrande maggioranza c'è la consapevolezza di lavorare in maniera adeguata, in maniera corretta, però insomma non si sa mai, un errore si può fare. Quindi questo è un vantaggio, con solo 15.000 euro in natura, facciamo riferimento alle attrezzature, alle biblioteche, ecco, è possibile anche acquisire la personalità giuridica. Questo registro ha però, ho detto prima, delle esigenze, per esempio l'esigenza anche di dare i dati sul bilancio. Per il bilancio, il decreto il 5 marzo del 2020, il Ministro del Lavoro ha pubblicato lo schema tipo di bilancio. Nella stragrande maggioranza dei circoli, e avendo i bilanci importi inferiori a 220.000 euro, si redige solo il bilancio di cassa e non il bilancio civilistico. Il bilancio di cassa vuol dire entrate e uscite, cioè lì ci sono delle categorie, basta compilare la casella, cioè è una cosa di una semplicità estrema. Quindi bisogna seguire questo schema e bisogna poi depositarlo, perché come le società depositano il loro bilancio nel registro delle imprese, così i circoli inseriranno nella piattaforma informatica, daranno degli username, delle password, cioè cose che si fanno normalmente anche per entrare nella posta elettronica, no? Quindi è una cosa di una semplicità estrema. Poi voglio segnalare anche un altro decreto che è uscito poco tempo fa, è il decreto 107/2021 che riguarda le attività diverse. Voi ricordate che nei vostri statuti c'è l'elenco delle attività che il circolo svolge, no? Bisogna ricordare sempre che i circoli possono svolgere le attività previste nello statuto. Però per quanto riguarda le attività diverse, il decreto il testo unico prevede che si possono svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale dell'articolo 5. Sono quelle attività che si svolgono per alimentare i circoli, tutta una serie di cose che si svolgono per acquisire dei fondi. Bene, il decreto ministeriale non fa una definizione qualitativa di queste attività. Quindi questo significa che i circoli possono fare quello che ritengono giusto fare. Quello che rileva è l'entità economica, cioè le entrate generate da queste attività non possono superare determinate percentuali e allora i circoli devono stabilire loro se indicare il 30% delle entrate complessive dell'ente, cioè queste attività devono generare ricavi di un importo inferiore, pari o inferiore al 30% delle entrate complessive dell'ente, oppure devono avere un importo superiore al 66% dei costi complessivi dell'ente, cioè quindi si genera un certo introito, allora bisogna controllare che questo introito non superi il 30% delle entrate dell'ente oppure il 66% dei costi dell'ente. Sono due valori alternativi. Allora, se io penso alle attività diverse del mio circolo, vedo che sono molto al di sotto da queste percentuali, quindi sono tranquilla. Quindi bisogna ricordarlo, anche perché questo dato va inserito
nel rendiconto di cassa. Quindi il Ministero deve sapere che tu fai determinate attività e che queste attività non superano determinate percentuali. Questi dati vengono inseriti nella parte B dello schema di rendiconto. Diciamo che io le vedo come operazioni molto semplici. In ogni caso la Fasi, così come ha seguito i circoli nella prima fase della redazione degli statuti, sono certa che non mancherà di seguire i circoli e supportare anche in questa fase di attuazione del registro del RUNTS. Avrei finito e quindi se ci sono delle domande magari più avanti sono disponibile a dare le necessarie risposte. Elena è qui, non è escluso che possa rintervenire dopo su eventuali domande, anche sugli interventi che faranno i delegati. Ti diamo la possibilità di intervenire in seguito. Adesso io direi raccogliete, fate, non apriamo per cortesia il dibattito, se riuscite a mandare anche delle domande scritte, così la Elena le guarda e può dare risposta a tutti nell'intervento che farà dopo. Comunque scusa, dell'intervento che ha fatto ora Elena saranno fatte le copie e saranno disponibili lì ai banchi della segreteria, poi a disposizione di tutti. E Tonino era... Dov'è Tonino? Eccolo, sì. Sta telefonando, è chiamato a parlare. Tonino, siamo in attesa del tuo intervento. Ok, facciamo parlare a Paolo Pulina. Paolo Pulina? Scusate, ma devo trovare, ecco. Allora, intervengo intanto salutando tutti i presenti, poi farò in coda a questo mio brevissimo saluto, più che altro, in ogni caso, dopo l'illustrazione di questa breve proposta, un riferimento ai 20 anni in cui ho lavorato nel comitato esecutivo della Fasi, dedicandomi al settore informazione e cultura nei primi 10 anni e poi approfondendo ancora di più con responsabilità a livello di vicepresidente insieme al vicepresidente vicario Maurizio Secchi, che entrambi abbiamo affiancato la nostra presidente negli ultimi 10 anni, Serafina Magia. Occhiali, mascherina. Allora, nel maggio 2018 è morto a Sassari a 89 anni, era nato a Tempio nel gennaio 1929, il professor Manlio Brigaglia, straordinaria figura di storico e giornalista che ha fatto conoscere con le sue opere e con i suoi scritti giornalistici tutti i fatti e i personaggi della storia e della cultura della Sardegna nei secoli. Il professor Brigaglia, oltre alla collaborazione fin dagli inizi della pubblicazione del mensile cartaceo, con il Messaggero Sardo, parlando di Sardegna, è stato il titolo della sua rubrica fissa, è sempre stato vicino al mondo dell'immigrazione. Per rendersene conto basta leggere la sua introduzione al volume dal titolo La grande diaspora che Gianni De Candia ha dedicato alla storia della cooperativa, che ha curato la pubblicazione del Messaggero dal 1974 al 2014. Il 7° congresso della Fasi, per favorire la conoscenza delle opere del professor Brigaglia fuori dalla Sardegna, questo non è avvenuto essendo lui in vita, e per lui questo fatto era motivo di rammarico.
Io credo che questo congresso debba dare, insomma, almeno una direttiva morale per bandire nel prossimo anno una borsa di studio per una tesi di laurea sulla produzione pubblicistica del professor Brigaglia presso una università fuori dalla Sardegna, così come abbiamo fatto con successo, proprio per iniziativa della nostra federazione, per una tesi su Grazia Deledda. Se siete più o meno d'accordo, cioè, fatelo sapere, insomma. E veniamo a un discorso che semplifico al massimo, dicendo innanzitutto che se uno volesse vedere quali sono le maggiori opere di consultazione, cioè le opere generali tra le centinaia che lui ha firmato, ecco, può vedere in 2 siti che si occupano regolarmente delle iniziative nostre, quello che io ho pubblicato su Totus Impari, il blog e giornale online rappresentato qui dal direttore responsabile Massimiliano Perlato, che penso che meriti un vostro applauso, e dal mensile online, però con 2 uscite, come sapete, almeno a maggio e giugno, come tipo giornale impaginato, quindi come tale, del Messaggero Sardo. Quindi anche De Candia, anche perché poi, come avete sentito, ha mandato un accorato saluto, anche insomma esprimendo il suo rammarico per il fatto che non è potuto qui essere presente. Penso che anche lui meriti un applauso. Nessuno per la verità me l'ha chiesto, cioè io comunque non mi ripresento come candidato al comitato esecutivo. Credo che dopo 20 anni, insomma, sia il caso di lasciare posto a forze nuove. Però non posso che in qualche modo adesso, insomma, chiudere con un riferimento alla Presidente Serafina Magia. E come mi è capitato, insomma, in diverse occasioni, non solo per lei, ma anche per altri come dire, conoscenti, amici, parenti, mi permetto di leggervi questi versi d'occasione, quindi improvvisati, che semplificano il giudizio. Rendo grazie a Serafina, Presidente, per le parole rivolte al qui presente. In questi 10 anni di stretta collaborazione ho verificato il suo impegno totalizzante nei confronti della famiglia della Fasi. Le esigenze dei cui componenti sono tante, con interventi necessari in quotidiani casi. È vero che la soddisfazione per il volontariato è vedere realizzato ciò che è stato progettato, ma da questo fatto non può essere autorizzato il giudizio che si tratta di un impegno a tempo indeterminato. Con queste parole chiudo e mi permetto di fare un regalo di qualche mia pubblicazione a Serafina, che vorrei almeno riceverla qui sullo stesso piano. Sullo stesso piano. Grazie. Sì. Grazie Paolo. La poesia non te la do ancora. Ancora no. La Grazie. signora Brunetti Maria è presente? Prego. Allora, dopo questo intervento 3 minuti. 3 minuti. 3 minuti. Dillo che abbiamo disposto un tempo di 3 minuti per l'intervento nostro. Tanto vi porto a conoscenza che l'intervento sarà di 3 minuti e poi sarete interrotti purtroppo, non ci permetterebbe di ascoltare più voci se daremo più tempo. Prego. Buongiorno a tutti.
Sandra Todde per il suo saluto e intervento. Grazie. Vice Ministra allo Sviluppo Economico. Così. Io sono molto emozionata di essere qua oggi. Voglio ovviamente ringraziare Serafina e l'organizzazione che mi hanno permesso di essere qua, di intervenire, di potervi salutare, di poter condividere con voi esperienza e anche propositi e anche visione e progetti. Emozione perché qua riconosco molti migranti. Io sono andata via dalla Sardegna che avevo 17 anni, ho vissuto in 8 paesi diversi, sono stata fuori 35 anni, ho avuto occasione di rientrare in Sardegna per motivi professionali, la politica è arrivata dopo, 3 anni fa. E 35 anni fuori mi hanno portato una vita di esperienza professionale, una vita di conoscenza, di cultura, di modi di lavorare, di modi di fare le cose che sono completamente diversi da quelli che poi ho ritrovato rientrando a casa. Non voglio dire con questo che siano migliori o peggiori, semplicemente voglio dire che sono diversi. Quello che penso che sia importante in questo momento, anche rispetto all'esperienza come Vice Ministro dello Sviluppo Economico e in 2 anni di esperienza al governo, è poter appunto parlare, condividere un'idea di sviluppo e di futuro relativo alla Sardegna. E non mi sono chiesta che cosa la Sardegna potesse fare per me, mi sono chiesta cosa io potessi fare per la Sardegna e che tipo di contributo, anche intervenendo in questo contesto, noi possiamo portare alla Sardegna. Una delle cose di cui mi sono resa conto è che la finanza è l'ultimo dei problemi, lo dico adesso con ancora maggiore forza in relazione a quello che è questo progetto di ripartenza, chiamiamolo post pandemia, anche se sappiamo che l'emergenza è ancora alta e non è ancora terminata. Perché dico che la finanza è un problema secondario? Perché è importante avere appunto visione ed avere dei buoni progetti. Di cosa ha bisogno la Sardegna adesso? La Sardegna ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di essere collegata rispetto al resto dell'Italia e rispetto al resto del mondo. Io, vivendo a Roma, sperimento tutte le settimane la difficoltà di rientrare, specialmente in periodi quali possono essere i periodi natalizi o comunque i periodi estivi. Non è semplicemente qualcosa legato alle persone, è qualcosa legato alle merci, e quindi questo mi fa pensare alla competitività. Chi fa impresa da noi deve essere competitivo, deve essere capace di potersi confrontare rispetto a ciò che cresce fuori dalla Sardegna. E per far questo ha bisogno ovviamente di vedere quelle che sono le voci principali del proprio conto economico e compararle rispetto a chi intraprende fuori. E spesso, voglio dire, il fatto di vedere delle disparità da questo punto di vista porta anche ad essere scoraggiati. Un altro tema importante di cui mi sto occupando è il tema del digitale. La tecnologia è una grandissima forza democratica. Uno dei temi fondamentali che voglio portare alla vostra attenzione è anche qualcosa di cui sicuramente sentite parlare spesso, che è il tema dello spopolamento. Guardate, lo spopolamento è un effetto, non è una causa. La causa è legata alla mancanza di economia del territorio, è legata alla mancanza di servizi, è mancata alla mancanza di elementi di base che consentono la qualità della vita delle persone. Quindi nella misura in cui si lavora in questo senso, soprattutto all'interno della Sardegna, io sono orgogliosamente nuorese, e il mio territorio in assoluto è forse quello più penalizzato, insieme all'Ogliastra, rispetto all'isolamento e allo spopolamento. Quindi in che modo poter intervenire su questi che sono temi importanti per il rilancio e per un nuovo progetto e per una nuova visione per l'isola? Puntando su 2 elementi che io ritengo primari.
i giovani e le donne. E non perché il resto non sia importante, ma perché i giovani sono il nostro motore, il futuro, e bisogna partire dalla fondazione. Nelle scorse settimane ho scoperto questo mondo degli ITS, degli istituti tecnici superiori in Sardegna, che si occupano di tematiche assolutamente attuali, come per esempio l'efficienza energetica, e che, se opportunamente sostenuti, possono sicuramente creare moltissime opportunità. Ma proprio per il tipo di storia che ho, non penso che sia come dire, intelligente demonizzare chi va fuori per fare esperienza, e viva Dio lo fa, ma è importante dargli la possibilità di avere uno scambio. Cioè bisogna andare fuori per scelta, non bisogna andare fuori per necessità, quindi bisogna avere la possibilità di fare esperienze, di crescere anche professionalmente in contesti che sono molto più avanzati e che danno molte più opportunità rispetto a quello che noi potremo fare, ma avere un continuo scambio di intelligenze che vanno, vengono, contaminano, propongono nuovi modi di fare le cose. Senza questo la Sardegna diventa autoreferenziale. Credo che è un tema che noi dobbiamo assolutamente come dire, evitare. Un altro punto che voglio condividere con voi sono le donne. Io ho lavorato al Ministero dello Sviluppo Economico, tra le tante cose, a un fondo per l'imprenditoria femminile, e sto facendo in modo che alla presentazione che avverrà nelle prossime settimane la Sardegna sia uno dei territori in cui questo fondo possa essere speso. Perché? Perché le donne sono motore dell'economia sarda. Avevo sentito la parola resilienza prima, ed effettivamente sono anche custodi di impresa, sono custodi di saper fare, sono custodi di tradizioni, e tutto questo può essere, con la giusta iniezione di fiducia, anche portato ad essere impresa, portato ad essere trasportato nel futuro. Non voglio annoiarvi con progetti di ripartenza. Avete sentito parlare di una sigla spaventosa che è PNRR. Ecco, al di là delle sigle, al di là, come dire, delle parole vuote, penso che questi progetti di ripartenza debbano essere un'occasione per fare in modo che noi ci dotiamo di quello che riteniamo primario e importante per essere finalmente trasportati in un contesto di modernità, in un contesto di abbattimento dell'isolamento, in un contesto di isola che però è orgogliosa di essere isola, vuole essere isola perché serve per difendere la propria unicità, ma allo stesso tempo collegata e ben ancorata con il resto del mondo. Detto questo, io al Ministero dello Sviluppo Economico vi posso dire che sono a disposizione del FASI, delle associazioni, per capire anche insieme come stabilire questi ponti e come stabilire questo collegamento, per poter portare competenze, progetti, intelligenze che voi avete ricordato che siete in tutta Italia e siete in tutto il mondo. E penso che quest'ancora amplificata con le potenzialità che ci possono essere a livello istituzionale possa essere anche un'occasione per fare una cosa che noi non siamo capaci di fare bene, cioè massa critica. Quindi fare le cose con la giusta cassa di risonanza, con la giusta forza e con il giusto sostegno. Grazie mille. Allora, Tonino Mulas al microfono, grazie. Scusate, non ho risposto prima alla chiamata della Presidenza perché c'era un problema che riguarda una cosa importante, che è la mostra che dobbiamo fare. Io apro all'UNESCO, che spero possa arrivare, non è arrivata per un incidente, diciamo, di percorso, nel senso che c'era uno sciopero nella ditta dove è arrivata, insomma. Parto dal titolo, su nou e su Gonnottu. Su Gonnottu c'è anche una connotazione negativa, perché quando arrivò la luce elettrica nel mio paese, un consigliere comunale, era allora il tempo dell'epoca di Guiso Galisai, pioniere dell'industria sarda, disse:
Noi siamo a Sugonnottu, luzze mai, luzze mai. Quindi Sugonnottu può avere anche una connotazione, per così dire, conservatrice e quindi negativa. Sunou potrebbe anch'essa avere una connotazione negativa se si intende non la capacità di programmare e di prevedere e di studiare per il futuro, ma se un nuovismo che deriva dal inseguire le singole cose del quotidiano. Per noi Sugonnottu è la nostra esperienza prima di tutto, ed è un'esperienza positiva, salvo ovviamente questi 2 anni, ma anche lì abbiamo sperimentato cose nuove. Noi abbiamo perso della nostra, per fare solo l'esempio delle questioni di cui mi occupo io, abbiamo perso della nostra bigliettazione per i sardi e per i non sardi, che è un veicolo importante per la promozione della Sardegna. Abbiamo perso nel 2020 circa il 25%, abbiamo in parte recuperato nel 2021. Sto parlando di un servizio importantissimo, un servizio che c'è nei circoli e che è continuato trasformandosi da rapporto diretto vis-à-vis con la gente in rapporto online. Abbiamo recuperato di quella perdita nell'anno successivo, sperimentando appunto cose nuove, abbiamo sperimentato il 10%, abbiamo recuperato un 10% di quel 25% che avevamo perso. E nello stesso tempo abbiamo mantenuto i rapporti con i soci, anche se era chiuso il circolo. Purtuttavia, lo diceva ieri Serafina, noi abbiamo sofferto molto. Quindi l'atto di questo congresso è un atto di innovazione, è un atto di coraggio, di lucida follia. Credo che siano poche le organizzazioni che hanno indetto un congresso quando ancora ci sono dei problemi, anche se 2 anni e mezzo fa non c'erano i problemi, 2 mesi e mezzo fa non c'erano i problemi di oggi. Per fortuna sono problemi, diciamo, contenuti da una situazione positiva dell'Italia in Europa e nel mondo rispetto anche alla pandemia. Però è stato un atto che partiva dalla necessità della ripresa, perché se si sta fermi, se si resta a Sugonnottu anche in questo caso, e se non si parte da Sugonnottu come esperienza, come lezione del passato e del presente, si rischia di stare immobili e si rischia di deperire. Noi abbiamo voluto fare il congresso per ripartire e quindi ripartiamo con lo sguardo rivolto a Sunou, rivolto al futuro, rivolto all'innovazione. C'è uno scrittore sardo, secondo me molto importante, del filone identitario della sardità, insieme a quelli che sono stati altri, Pigliaru, Michelangelo Pira, Brigaglia, e si chiama oggi Bachisio Bandinu, che nel suo ultimo libro affronta questa questione molto importante del nuovo e del vecchio, e dice che la Sardegna, per spiegare anche un po', persino non solo da un punto di vista psicologico e sociologico e antropologico, i problemi della Sardegna, i problemi anche dell'identità e di come si sentono i sardi, parte da una constatazione secondo me molto importante che condivido molto. Lo sguardo dei sardi rivolto spesso troppo al peso del passato impedisce di vivere pienamente il presente e impedisce di avere una proiezione futura. È una notazione molto importante questa qui, è una notazione negativa, ma è anche il punto di partenza per capire che cosa bisogna cambiare. Forse noi, in parte, l'ha detto
anche nella relazione la Presidente, noi in parte, essendo andati fuori, essendoci misurati per necessità, spesso, col nuovo, con l'innovazione, col problema della propria vita che non ti consentiva di dire ma come ero là, ma è come sono qui, cosa sto facendo, cosa devo fare per migliorare, cosa devo fare per la mia famiglia, cosa devo fare per progredire, magari sono partito senza un titolo di studio e i miei figli sono laureati. Forse per questo noi abbiamo uno sguardo diverso sia per il passato sia per il futuro. Voi non troverete mai un lombardo che comincia dicendo io sono stato invaso dai Celti, dai Longobardi, dai francesi, dagli spagnoli, dagli austriaci. No, troverete un lombardo che dice io sto facendo questo, sto facendo quest'altro, abbiamo disfatto lo stadio di San Siro, lo stiamo facendo nuovo, abbiamo lasciato il vecchio Pirellone, ne stiamo facendo un altro. Noi spesso diciamo i nuraghi, e i nuraghi diventano quasi una connotazione del passato. No, i nuraghi, noi abbiamo aderito e sta facendo un'opera meritoria questo comitato per il riconoscimento dell'UNESCO. Ma perché? Perché il nuraghe non è il passato perduto che devo rimpiangere. I nuraghi sono la bellezza di oggi e sono l'investimento per il futuro, sono uno strumento perché il turismo 7.000 nuraghi diventi una roba diffusa anche nelle zone interne, come diceva prima la vice ministra, per avere infrastrutture, per avere iniziativa economica, questo è il problema ed è anche il nostro problema come associazione. Che cosa fare? Che cosa fa la Sardegna per noi? Che cosa noi facciamo per la Sardegna? Quello che noi facciamo per la Sardegna, basta scorrere solo i titoli di quello che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, c'è nella cartella dei presidenti, c'è nella cartella degli ospiti, forse non c'è nella cartella di tutti, ma se guardate quei titoli, vedete l'ampiezza della prospettiva nella quale ci siamo messi. Eppure quello è il passato recente. Noi vogliamo vedere il futuro, che cosa ci proiettiamo per il futuro, che cosa facciamo. Per questo stiamo potenziando quelli che sono strumenti per agire e per lavorare meglio nel futuro. Per questo potenzieremo Eurotarget anche con la promozione turistica. Per questo vogliamo Sardatellus, ma non soltanto per soddisfare il legittimo, importantissimo rapporto che abbiamo col cibo, con la gastronomia sarda, con i vini, con i territori, eccetera, ma per fare in modo che questo diventi tramite noi ricchezza di tutti nel territorio dove operiamo. E questa è la nostra funzione, non soddisfare solo noi stessi e non pensare soltanto ai nostri 30.000 iscritti, ma essere proiettati in un'azione che sia da questo punto di vista uno strumento. Noi non siamo più quel passato. Noi non siamo più quelli partiti con la valigia di cartone, noi siamo la risorsa di oggi per la Sardegna di domani. Questo dobbiamo essere, questo abbiamo in testa e su questo vogliamo andare avanti. Questo siamo noi per la Sardegna e questo saremo noi per la Sardegna. Ma che cosa è la Sardegna per noi? E qui è un punto dolente, qui è un punto preoccupante, perché la Sardegna, la politica della Sardegna ragiona su di noi, sulla fase, sull'emigrazione, come ragionava 50 anni fa. Ci vede ancora in parte come eravamo 50 anni fa. E invece la politica che non si occupa più dell'emigrazione, benché l'emigrazione in forme diverse continui, anzi è quasi peggiore di quella di prima, perché la depauperazione dei cervelli, delle energie che sono le energie del domani, significa tagliare una parte di futuro di questa Sardegna. E allora il problema è di come noi richiamiamo l'intera classe, non solo l'intera classe politica, anche l'opinione pubblica. È chiaro che c'è un allentamento nell'opinione pubblica. Il rapporto che c'era 50 anni fa con quello che partiva su di Sternau non c'è adesso, non c'è nello stesso modo. Basta pensare al giovane, il giovane che partiva 50 anni fa si sentiva sradicato, il giovane che parte adesso si sente cittadino del mondo, va ad Amsterdam, lavora 3 mesi, ritorna, cioè è uno che è culturalmente immerso nella globalizzazione.
parte con un bagaglio culturale e anche un atteggiamento psicologico assolutamente diverso. E allora come si misura la politica della Sardegna con questo fenomeno? Che cosa fa rispetto a questa questione la politica della Sardegna? Abbiamo la migliore legge fatta in Italia, ma c'ha 30 anni, è datata. Io ricordo che in un congresso svizzero, allora era assessore Manca, discutemmo se i circoli dovevano restare quelli che sono adesso, cioè aggregati sociali di 100 persone minimo, o se ci poteva essere qualcosa di diverso nel mondo. Allora l'abbiamo scritto questo, non ho bisogno forse di dirlo con parole mie, leggetelo nel documentino piccolo, perché non abbiamo voluto fare la somma di tutte le argomentazioni possibili e immaginabili. I sardi nel mondo è una nuova politica. Noi diciamo alla politica sarda che deve mettere mano, prima di tutto, a quella che è la progettazione per il futuro del rapporto con i suoi figli che stanno andando fuori, per permettere di rientrare o permettere che essi, anche non rientrando, facciano qualcosa per la Sardegna. Ci può essere il gruppo di lavoro online, ci può essere il circolo online, ci può essere il momento in cui non c'è una istituzionalizzazione, ci può essere una grande fondazione che insieme a Fondazione di Sardegna, che insieme al sistema culturale sardo preveda che questi circoli, o non solo i circoli, anche i gruppi di lavoro, anche il gruppo online, anche le 5 persone che stanno a Tokyo e che si bevono il mirto nel bar di Tokyo dove hanno fatto arrivare il mirto, progettino qualcosa per la Sardegna, magari partendo dalle loro competenze in quel momento, che possono durare solo un anno magari, che possono durare solo 2 anni, che non fanno un circolo, perché non saranno mai in 100. Oppure se saranno in 100 o in 200, saranno in un posto grande come il Canada e quindi si devono collegare online, non si possono vedere per giocare a carte e bersi il vernaccino. Quindi bisogna pensare cose nuove che oggi la politica sarda non è in grado di pensare. Non si pone il problema di pensare. In Consiglio regionale non si discute di immigrazione, o se si discute di immigrazione si discute per gestire quel poco di presente che c'è, per quei pochi rapporti di presente che c'è. E allora bisogna dire che è tempo che si metta a pensare e a ragionare su che cosa fare. La Sardegna, noi ci siamo e andiamo comunque avanti per conto nostro, non aspettiamo che qualcuno ci dia qualcosa, ce li siamo costruiti, non c'è più la continuità territoriale e la stanno sperimentando i politici che stanno venendo qui oggi, questi giorni, che non riescono a trovare un aereo e vanno da una parte e poi devono ripartire da Bergamo o arrivano a Malpensa perché non si può arrivare a Linate, eccetera, eccetera. E ce l'hanno tolta a noi, ce l'hanno tolta del tutto. Ed è un errore gravissimo, come un errore gravissimo il fatto che non ci sia la continuità per tutti, perché non riguarda noi e le nostre famiglie, riguarda la Sardegna, riguarda la possibilità di arrivare a prezzi equi in Sardegna, per fare una vacanza, per spendere, per fare economia. Questo è il problema e su questo noi ci siamo, ci saremo e faremo anche, se è necessario, quello che abbiamo fatto in passato. Faremo le manifestazioni, faremo le lotte e richiameremo l'attenzione dei sardi. Grazie Tonino, a nome di tutti. Intanto comunico che i ragazzi si riuniscono alle ore 11 in questo piano, in una saletta, uscendo da qui sulla destra in fondo. Preciso, non so come si chiama la sala, non ci hanno detto il nome. Intanto io passo la parola a Angelino Mereu, presidente del Circolo di Firenze. Si prepari Gianni Casu. Allora, parlare dopo l'intervento di Tonino non è facile perché con la sua dialettica e con la sua chiarezza e con il suo calore ci ha toccato tutti i temi importanti che ci riguardano come circoli e ci riguardano come sardi prima di tutto. Per cui intervenire dopo di lui diventa un po' difficile. Io credo che oggi sia importante il fatto che si sia qui a discutere dei problemi
di problemi che ci riguardano come Sardegna, che ci riguardano come circoli, perché appunto è la prima occasione che abbiamo da 2 anni di vederci in faccia, di salutarci, di abbracciarci e tutte quelle cose che ci sono mancate in questi giorni. E non è facile, però anch'io voglio partire con un ragionamento che parte proprio dallo slogan, su novu e su connottu. Su novu diciamo a Orani, non su novu lo dicono da altre parti, per cui noi sardi ognuno mantiene la sua pronuncia. Su novu e su connottu. Lo diceva Tonino che è cambiato tantissimo il modo di viaggiare, di emigrare anche, perché ci si sposta con altre motivazioni. E io mi sono mosso 50 anni fa ormai da Orani per venire a Firenze a studiare, studiavo e lavoravo, e in quegli anni a Firenze, in Toscana, si parlava di Sardegna solo ed esclusivamente per i sequestri di persona, non si parlava di Sardegna per altro. Sui muri di Firenze, della bellissima e democratica Firenze, c'erano le scritte sardi tornatevene in Sardistan, questa era un po' l'accoglienza. Io personalmente, che ero studente e lavoratore, mi sono visto chiudere delle porte in faccia in certi momenti dove andavo a cercare lavoro come barista, come cameriere e queste cose qua. Per cui in quei momenti è stato importante quel legame, quella forza, quella determinazione che abbiamo noi come sardi è stata importante e fondamentale, perché con un gruppo di studenti ci siamo riuniti e abbiamo fondato il circolo che un altro anno, nel 2022, il Circolo di Firenze festeggia 40 anni dalla sua fondazione. E siamo felici di festeggiare questi 40 anni, perché quell'iniziativa nata da un gruppo di ragazzi, allora eravamo ragazzi, ha dato i suoi frutti, ha coinvolto in quel momento quelle che erano le personalità sarde che erano a Firenze, da Luigi Berlinguer a Pierluigi Onorato al professor Guido Clemente, che purtroppo è venuto a mancare proprio l'anno scorso, è un'altra delle vittime che il Covid ci ha portato via. E con questi personaggi abbiamo fondato il circolo, abbiamo dato vita a delle iniziative. La prima iniziativa grossa che abbiamo fatto a livello regionale toscano era proprio un'iniziativa sulla pastorizia, sull'emigrazione, sulla prima ondata di emigrazione degli anni 50 arrivata in Toscana, che ha portato in Toscana civiltà, mi viene da dire, ha portato economia, perché questa emigrazione è arrivata dalla Sardegna, è andata a riempire dei vuoti che erano rimasti in quella che era l'economia agropastorale della Toscana, andando a occupare proprio degli spazi lasciati vuoti, creando delle economie incredibili, perché oggi ci sono delle aziende in Toscana gestite da sardi che sono un fiore all'occhiello per quanto riguarda l'economia nazionale, ma in certi casi anche internazionale. Per cui credo che come circoli si sia fatto un grande lavoro, perché dopo il circolo di Firenze sono stati costituiti circoli a Pisa, a Livorno, a Siena e un po' in tutte le città. Ecco, questa rete di circoli ha in qualche modo sempre funzionato, perché nata appunto da motivazioni forti che riguardavano un po' tutti i toscani. Guardate, io non esagero quando vi dico la situazione che vivevamo in quei momenti. Ed è rimasto questo spirito unitario, è rimasta questa voglia di fare squadra, diciamo, tra i circoli del nostro territorio, della nostra circoscrizione. E l'abbiamo sempre messa in atto questa collaborazione, questa forza unitaria in tutti i momenti, sia quando si è trattato di aiutare la Sardegna con le alluvioni, con gli incendi, per citare solo gli ultimi eventi, sia quando c'è stato da muoverci anche per altri eventi calamitosi, tipo il terremoto c'è stato in Centro Italia, eccetera. Ci siamo sempre mossi all'unisono come circoli. E ci siamo mossi all'unisono anche in questo momento di pandemia che c'è stato, perché con l'impossibilità di ritrovarci in presenza ci siamo
organizzati, ci siamo dati da fare, abbiamo creato dei momenti diversi di incontro a livello su internet, creando una piattaforma, incontrandoci con altri circoli, una cosa che ha preso talmente campo che alla fine si è allargata anche all'estero. Noi negli ultimi 2 anni abbiamo fatto qualcosa tipo 25 incontri in diretta su argomenti vari, dall'archeologia all'economia e via dicendo, coinvolgendo la stragrande maggioranza, ad esempio, dei circoli all'estero, contatti con la Cina, col Giappone, con l'Australia, con il Canada, con tutti, e dando quelle che erano i nostri input, diciamo, ma ricevendo veramente tanto da questi conterranei, diciamo, che vivono in questi paesi lontani, veramente dei contributi importanti. Per cui, questo per dire cosa? Per dire che siamo arrivati a un momento in cui questo tipo di modo di fare, questo tipo di operare, dobbiamo applicarlo quotidianamente. Dobbiamo applicarlo prima di tutto noi che siamo qua, condividendo quelli che sono i progetti, quelli che sono le idee, perché da qui, da questa sala, parte veramente tantissimo di quello che possiamo fare per la Sardegna. Oggi a Milano ci siamo noi a discutere, ma a Milano c'è anche la Fiera dell'Artigianato. Se andate lì vedrete un contributo della Sardegna fondamentale per quello che è la rinascita della Sardegna, perché su quelle cose che bisogna puntare, su quelle cose che sono la nostra identità, le cose che sappiamo far bene. Le andiamo a vedere in fiera a Milano, andiamole a cercare anche nei nostri paesi, perché queste sono anche le risposte a quei problemi che sottolineava la viceministra dello spopolamento della Sardegna. Sono queste le risposte che dobbiamo dare. E Purtroppo dobbiamo concludo con un ringraziamento doveroso a Serafina e a tutto l'operato di Serafina in questi anni, che è stata una grande mamma per tutti noi, perché è sempre disponibile, è sempre attenta, è sempre presente. Un ringraziamento ovviamente a Paolo Pulina per tutto quello che ha fatto in questi anni e per quello che continuerà a fare, mi viene da dire, perché non possiamo rinunciare a una personalità e a un personaggio come Paolo. Credo sia da fare un grandissimo ringraziamento, ma veramente grande, lo dico prima delle elezioni, a tutte quelle persone che si sono candidate per le cariche direttive dell'associazione. Perché oggi far parte di un'associazione, prendersi delle responsabilità, metterci la faccia, vuol dire veramente avere tanto coraggio al giorno d'oggi, anche alla luce delle leggi che ci stanno prospettando e delle situazioni che si stanno prospettando. Per cui io ringrazio veramente tanto tutti quelli che si sono candidati e ringrazio tutti quanti per l'attenzione. Grazie. Gianni Casu, prego. Se è presente Gemma Zunni, si faccia vedere. Allora, Gianni Casu, presidente del Circolo Culturale Sardo Raimondo Piras di Carnate, che quest'anno fa 41 anni di esistenza, no? Sono sempre stato presente a tutti i congressi della FASI, prima anche quella della Lega. Ho acquisito un'esperienza enorme nel campo della FASI in varie occasioni in cui sono stato impegnato e tuttora sono impegnato. No, io qui faccio un intervento che è questo: noi abbiamo la necessità di rinnovare i circoli, di rinnovare la presenza, di rinnovare questi ragazzi ormai che ragazzi non sono più, che continuano a tirare avanti per portare avanti i circoli e con tanta voglia, e hanno bisogno di essere riaffiancati. È noto che la difficoltà per essere affiancati da altri che pur si avvicinano al circolo, però hanno il timore. In particolare mi ricollego a quella relazione che ha fatto la Tanda, che spaventa avvicinarsi ai circoli
paura di responsabilità, paura di non essere all'altezza. Pertanto per il futuro faccio solo una proposta, no? Che è questa, cioè noi dobbiamo investire economicamente all'interno delle circoscrizioni, creando dei momenti di scuola, come si faceva e come si fa tuttora a livello sindacale, a livello politico, che si fanno dei momenti di corsi particolari, pagati, spesati dalla fase, dalla circoscrizione, perché molte persone che si avvicinano ai circoli vanno indotrinate che non è tutta questa paura. Fare in modo che con questi corsi, no, di alcuni giorni, noi a volte si chiamano education, l'abbiamo fatto nel campo dell'Eurotarget, a cui io sono stato per 10 anni amministratore insieme a Filippo Soggio e altri, no? E abbiamo fatto dell'education per avvicinare le persone poi a fare la bigliettazione. Abbiamo avuto dei risultati e pertanto propongo che nei nostri programmi, piani economici futuri della fase delle circoscrizioni, creiamo questi momenti di scuola per collaboratori all'interno dei circoli, no? Perché ci siano diciamo delle preparazioni, perché si insegnino a chi ci avvicina che non è così tanto pericoloso sostituire il presidente che non è più un ragazzino, 72 anni, penso che abbia fatto tutto il mio periodo, perciò avrei bisogno di fare degli altri che prendono il mio posto, magari io li affianco a fianco. Però questi momenti di scuola lo dobbiamo proporre, perché secondo me sono importanti. Mi affianco al discorso fatto da Tonino, che lo centro e mi affianco al suo discorso. Siamo stati sempre presenti, il sottoscritto è stato sempre presente nelle battaglie per la continuità, nelle battaglie quando hanno cercato di chiudere gli aeroporti per i nostri servizi, eccetera. Lo facciamo tuttora ogni volta che c'è bisogno. E oltre al bisogno per le attività nostre, lo facciamo anche quando c'è bisogno di calamità particolari, e Carnate è sempre stata vicina alle alluvioni, adesso è vicina agli incendi. Abbiamo destinato una parte degli incassi del circolo per questi momenti. Però non basta, bisogna preparare delle persone, bisogna fare queste scuole di formazione, perché solo così noi riusciremo a dare continuità alle nostre associazioni. Ringrazio i dirigenti uscenti, sono stati bravissimi, no? Io vi dico che do la mia disponibilità per le prossime cariche che ci sono, la mia disponibilità nella carica Pro Bividi, pertanto metto a disposizione la mia esperienza. Ho fatto il commissario parecchie volte in altri circoli, no? Perché c'erano dei problemi e positivamente sono stati risolti, perciò penso che l'esperienza acquisita possa servire. Grazie. Grazie Gianni Caso. Gemma Zuni, esecutivo nazionale. Prego Gemma. Intanto do il benvenuto alla Presidente del Consiglio regionale, onorevole Michele Pais. Benvenuto, grazie della sua presenza. Buona giornata a tutti. Ho chiesto di parlare perché volevo rappresentare una serie di questioni che per alcune sono state anticipate da Tonino. Condivido il suo intervento in pieno, perché noi non possiamo essere dimenticati. Non mi rifaccio appunto ai temi che Tonino ha trattato, perché lo condivido veramente. E invece io voglio porre una situazione. Ma io sono piccolina. Sì, è altissimo. Adesso mi vedete?
Mi dispiace, l'altezza mi squalifica. Vabbè. Volevo porre una questione che ho subito quest'anno in Sardegna durante il periodo Covid, perché siamo andati per l'anno scorso a giugno per stare fino alla raccolta delle olive, perché ormai sono in pensione, non ho più incarichi istituzionali, quindi insomma mi sono data anche all'agricoltura. E invece, come dire, la vaccinazione per i non residenti non esisteva, per cui ho fatto domanda all'ATS di Cagliari, a Nuoro, a Sassari no, e nessuno riusciva a darmi un appuntamento, a me e mio marito, perché ci vaccinassimo. Alla fine mi sono rivolta al ministro Speranza, al generale Figliolo e a Draghi, presidente appunto del Consiglio, vabbè, sono un po' emozionata, oggi stranamente sono emozionata. Mi sono rivolta a loro, 4 giorni dopo, io avevo scritto le PEC il 24 di marzo, pensate, il 24 di marzo, e 4 giorni dopo il generale Figliolo ha fatto l'ordinanza che ha firmato e che mi è stata mandata. Anche così non mi davano appuntamento per le vaccinazioni anti-Covid. Piena di rabbia perché io mi sentivo figlia di nessuno, perché non esistevamo per la Sardegna. Ho cominciato a ricevere molte telefonate, a inviare l'ordinanza via mail a quelle persone che mi avevano ritracciato, pensate, via Facebook, perché sono iscritta a Facebook. Avevo dato anche la comunicazione su Facebook perché la gente sapesse, insomma. Questa ordinanza è stata ed è valida per tutta Italia, perché né il governo né la regione Sardegna aveva pensato, o le altre regioni, a tutelare coloro che non erano residenti. È stato un aiuto continuo, perché io poi cominciavo a mandarle le ordinanze via mail, ma non solo ho aiutato sardi, ho aiutato tutta Italia all'interno delle regioni per tutti quei sardi o non sardi e immigrati che non erano, come dire, residenti, ma avevano come dire, un periodo di domiciliazione, diciamo, all'interno delle regioni. Un giorno sono andata a fare la spesa al supermercato, mi hanno riconosciuto perché insomma moglie di un dorgalese, io come dire vado a fare la spesa ai supermercati a Dorgali quando sono presente in Sardegna. Stavo pagando, la cassiera mi ha detto: ah Gemma, guarda che ti ho visto in televisione, perché poi questa storia è finita in televisione e anche sui giornali. Mi hanno in qualche modo chiesto, mi hanno detto brava, una signora che era a fianco a me che stava per pagare mi fa: prima nois. Io me la sono guardata, le ho parlato in sardo, le ho detto: sono figlia di questa terra, non sono figlia di nessuno, pretendo che la vaccinazione anti-Covid sia fatta, perché le leggi io le conosco, le leggi sanitarie, le leggi sociali. Ebbene, ho avuto una soddisfazione enorme, anche lì la richiesta di aiuto è stata tanta, io mi sono data disponibile appunto per aiutare le persone, perché questo è anche il senso della mia vita, visto che ho fatto insomma una serie di cose importanti. Devo dire che sono stata male, perché non mi aspettavo di essere una qualsiasi e non figlia di una terra che io amo moltissimo e per la quale io sarei voluta tornare. Ma i nostri figli sono in giro, no? Perché insomma chi emigra anche in altri stati europei, meno male che ce n'è una a Milano, quindi insomma ho la possibilità di vederla più spesso. E come dire, ognuno si muove.
Io faccio parte di un'immigrazione anni 64. Mio padre era pastore. I pastori erano poveri, soprattutto coloro che non avevano le terre per poter portare al pascolo il gregge. 3 figli, disperato mio padre ha accettato attraverso una mia zia che lavorava a Roma di fare il portiere, da nessun padrone a 28 padroni, in un condominio a Roma, a Monteverde. C'erano dei sardi molto bravi, uno era dirigente dell'INPS, ci ha aiutato a superare la situazione dell'arrivo a Roma, un portierato con 2 camere, cucina e bagno, quindi eravamo in 5. E devo dire che mio padre ha sofferto moltissimo, perché comunque lui era abituato a stare fuori, a stare all'aria aperta, a non avere padroni, a fare il suo mestiere, ma insomma 3 figli andavano anche, come dire, seguiti, e devo dire che grazie a loro noi abbiamo studiato, siamo arrivati, come dire, ad essere autonomi, e abbiamo fatto di questo anche, per quanto mi riguarda, un aiuto a tutta l'immigrazione sarda. Io ho lavorato alla Crase dal 73 dopo l'università, e Roma era piena di sardi che vivevano in periferia, anche in baracche. La regione Sardegna allora finanziava anche l'assunzione di assistenti sociali. Nella nostra associazione ce n'erano 2. Abbiamo seguito gli emigrati romani. Peraltro a me mi chiamavano la sardegnola a Roma, torno il giorno della vaccinazione, mi hanno chiamato la romana, un medico di Cavour, a momenti me lo mangiavo, perché era veramente, guardate, insomma, sono sarda e non mi vergogno, mi vanto di esserlo, quindi figuriamoci. Abbiamo aiutato moltissimo, perché c'era anche molta... Non erano colti ovviamente, erano persone semplicissime, ad ottenere la casa popolare, a preparare delle domande per essere assunti in alcune istituzioni dove non c'era bisogno di, come dire, di concorso. Li seguo ancora perché ho sempre dato durante quel lavoro. E durante il mio impegno istituzionale al Comune di Roma sono stata consigliere e delegata nella città metropolitana, delegata assessorile, per cui io li conosco in tutto il circondario, diciamo, del Lazio, perché poi insomma l'associazione di sardi allora era frequentatissima, abbiamo fatto molte attività sociali, culturali, ma soprattutto di sostegno a tutti gli iscritti che nell'associazione erano presenti in continuazione. In continuazione ho bisogno un po' di acqua. Mi sono commossa e ho bisogno di bere. Angelino, finito questo, la funzione dei circoli è una funzione importantissima. Certo, c'è una immigrazione più intellettuale oggi, sicuramente, ma stiamo attenti, perché non è solo quella ancora. Io vedo a Roma, dove abito, io vedo molta, soprattutto questi 2 anni, molte richieste mi sono arrivate via telefono perché ero in Sardegna, ma molte, insomma, mi sono arrivate anche a Roma quando ero presente. La gente ha bisogno di essere sentita, perché i servizi non funzionano, soprattutto quelli di intervento socio-sanitario. In Sardegna è una cosa tremenda. Il terzo famoso polo di Nuoro non funziona, 11 primari se ne sono andati via. L'altro giorno al pronto soccorso si sono dimessi 7 medici, non so se avete sentito sul telegiornale queste cose. La sanità va cambiata. Io ho fatto per la Regione Lazio
il primo progetto di integrazione sociosanitaria, perché le parti colloquino, soprattutto quando ci sono problemi di disabilità, di povertà, di come dire, incapacità di usufruire i servizi. Il primo piano in tutta la provincia di Roma, che si chiama oggi area metropolitana, per aiutare attraverso la formazione, l'applicazione della legge 328 del 2000, che ho poi presentato che ho presentato a Milano e Torino. In Sardegna non c'è nulla di tutto questo e siamo qui per dare anche una spinta, perché i nostri parenti, i nostri amici, le nostre persone che sono lì soffrono abbondantemente. Pensate che a Dorgali è stato costruito un edificio per poter fare la dialisi con i contributi dei cittadini. Questo centro dialisi è stato chiuso perché non era a norma, quindi la regione non ha speso proprio niente, la provincia neanche. È stato messo a norma, ha operato 2 settimane di chiuso. I dializzati di Dorgali vanno a Siniscola, 50 km andare, 50 tornare. Sono, come dire, minimo sono 3 ore di dialisi per 3 volte alla settimana. Pensate cosa costa questo servizio. Io mi sono occupata anche di quello, perché quando io vedo queste cose mi muovo sempre, perché veramente è allucinante. Adesso vediamo con la nuova dirigenza dell'ATS, perché dovrebbe essere un ricambio, che io sappia, così perlomeno ho letto nei giornali, se la storia si sblocca, perché non è possibile che la gente possa morire anche per strada quando fa la dialisi, 100 chilometri al giorno per 3 giorni. Quindi io la amo questa terra, io la seguo e la seguo da sempre, però queste, come dire, queste situazioni non le tollero, perché le ho vissute anche io quando, arrivata a Roma, ero giovane perché dovevo cominciare le superiori, come dire, arrivata a Roma non sapevamo proprio niente, nessuno ci poteva accogliere. La fase fa anche questo, e anche se non lo scrive quello che fa, i membri, i circoli, i membri dell'esecutivo, come dire, sta vicino, c'è un rapporto di accompagno ma anche un rapporto di sostegno fondamentale. Io volevo anche scrivere lì una frase sul senso di comunità che noi dobbiamo e abbiamo con tutti coloro che si approcciano ad incontrare i nostri circoli. E questa è una cosa che non ha prezzo, oltre a tutti i servizi che noi abbiamo, che diamo e che abbiamo dato. Purtroppo non c'è, perché dovevamo essere abbastanza partecipati alla commissione per l'intitolazione. Quindi su noi e su Connottu per noi esiste come? Io mi auguro che i circoli si amplino. I circoli nuovi, meno male, sono arrivati, ma gli altri vanno molto aiutati. Noi abbiamo competenze e quelle competenze le dobbiamo mettere a disposizione, chiunque sia di noi, perché è fondamentale. Il senso della comunità e dell'accoglienza è fondamentale. Io faccio questo intervento perché sono una persona che, avendo sofferto con l'immigrazione, sono una persona che aiuta tutti, perché mi ricordo i pianti. Grazie. Enzo Cugusi del Gramsci di Torino, prego. 3 minuti, cerchiamo di rispettare i tempi. Buongiorno a tutte e a tutti.
benvenuti al 7° congresso della FASI. Questo per me è il 3° congresso dopo quello di Abano Terme. Noi siamo di un circolo, io sono sino a qualche settimana fa ero presidente dell'associazione, noi la chiamiamo associazione sin dalla nostra fondazione 53 anni fa, perché il termine circolo per noi è inadatto, il termine circolo richiama luoghi chiusi, no? Mentre il nostro è un'associazione di promozione sociale a tutto tondo. Esistiamo da 53 anni, non vi dico, né vi elenco, non vi voglio annoiare con l'elencazione della nostra attività, dei progetti e dei progetti di solidarietà, dei progetti di promozione dell'isola a tutto tondo. Vi basta dire che noi siamo a Torino un pronto soccorso sociale. Durante la pandemia non abbiamo mai chiuso, ci siamo inventati progetti solidali, abbiamo scoperto che la comunità sarda piemontese è sia solidale con se stessa e appronta misure per combattere le vicissitudini della vita, quindi la pandemia per esempio, col rischio di cadere in povertà. Nei nostri banchi di distribuzione del cibo ci sono anche studenti sardi fuori sede che si avvicinano perché hanno bisogno, e noi abbiamo continuato sin dalla prima ora e continuiamo ancora adesso. Noi abbiamo una particolare attenzione per i giovani, il nostro circolo è pieno di giovani, siamo 1500 soci, perché soprattutto i giovani sardi che sono strappati all'isola sono la classe dirigente futura di quest'isola che manca, che non torna, non ci sono prospettive, ma le prospettive sono anche affievolite dalla situazione che noi abbiamo nell'isola, no? C'è sempre nel mondo dell'immigrazione, io ci lavoro da 46 anni, quest'idea del diritto al ritorno, degli immigrati che hanno il diritto al ritorno e quindi hanno diritto a tornare in un'isola in cui l'ambiente sia conservato, in cui ci sia il lavoro e in cui per esempio l'accesso al credito per chi decide di tornare da Bruxelles o da Amsterdam o da dove è andata a finire sia alla portata di tutti, perché è una questione questa, no? Che io mi rivolgo alla politica che è qui presente, perché l'accesso al credito in Sardegna per i giovani da anni è in mano non solo a poche aziende di credito, ma a pochi individui che decidono la vita e la morte delle intraprese, insomma. E poi torniamo a noi, ai temi nostri, il diritto alla mobilità, i trasporti, la continuità territoriale. È un refrain, l'ha detto Tonino, insomma, ce l'hanno tolta, ce l'hanno data, insomma. Allora, il diritto alla mobilità deve essere un diritto come l'istruzione e la sanità a carico della fiscalità dello Stato. Non può essere il bilancio regionale ad accollarsi questi temi. Sarà l'esempio spagnolo, non so, di continuità aerea, sarà che le rotte navali, secondo me, vanno messe a bando internazionale con puntuali contratti di servizio. Non possiamo rimanere ostaggio delle compagnie aeree e delle compagnie navali. E in questo noi ci sforziamo, no? Tonino Mulas ha raccontato dell'esperienza di Eurotarget e siamo come associazione Gramsci in prima fila in questa idea di combattere il gap della continuità territoriale. Ma signori, deve essere applicata la direttiva europea del 92 per i territori periferici della nostra nazione. Per la fase del futuro deve aprire i giovani, deve creare la capacità delle associazioni, delle comunità, come la chiama l'assessore Azzedda, delle comunità sarde nel mondo, la capacità di autofinanziamento, di progettazione e di accesso alle risorse anche europee. Non possiamo aspettare ogni anno il bilancio regionale e le provvidenze della regione. Dobbiamo avere la capacità, noi, in autonomia, di progettare e di cercare risorse nostre, senza dover rispondere poi
ad altri. Alla politica si diceva, no? Bisogna Tonino, avviarsi alla conclusione. sì, Tonino l'altro giorno nel suo intervento ha lamentato l'assenza della politica, però io voglio citare due politici che sono qui, Michele Cossa e Alessandra Zedda, che da anni seguono. Michele Cossa è il presidente della commissione insularità. L'insularità, Michele, non basta, ci vogliono risorse, perché anche il diritto al lavoro è in Costituzione. Se non si mettono risorse, l'enunciato dell'insularità in Costituzione resta lettera morta. E in più voglio aggiungere un saluto e un ringraziamento a Alessandra Zedda, che è sola in questa attenzione verso di noi, verso l'immigrazione. Un'assessora coraggiosa, per la prima volta. Io sono, vi ripeto, da 46 anni, e so di che cosa parlo, un'assessora che è attenta alle comunità sarde fuori dall'isola, perché le considera risorse, le considera patrimonio ineludibile del popolo sardo. Grazie. Allora, interviene ora Nicoletta Menneas, Si prepari. del circolo, presidente del circolo di Perugia. Io farei un applauso a Nicoletta perché è l'ultimo circolo che è arrivato nella grande famiglia della Fasi. Sono molto alta. Dieva una totus, ben azzappase e ben azzapaus. Commissione elettorale. No. La mozione d'ordine, se Alessandra Zedda può precedere di un istante. Ma assolutamente Solo un sì. istante. No, ma stai lì. Mi sembra giusto e doveroso. Facciamo il bello della diretta. Allora, Caramba, che sorpresa. siccome sta parlando Nicoletta, voglio annunciare che ieri sera, proprio mentre noi eravamo qui, abbiamo fatto una giunta straordinaria e il Circolo di Perugia è ufficialmente un nuovo circolo. Quindi è una bella notizia. Riconosciuto dall'altro. Grazie Assessora. Mi presento, sono Nicoletta Menneas, presidente dell'Associazione Culturale Sarda Sciardana di Perugia, che presiedo con orgoglio sin dalla nascita, dal 2016. La nostra associazione nasce a Perugia dalla volontà di un gruppo di giovani sardi di prima e seconda generazione, fortemente legati alla loro terra d'origine, ai suoi valori e tradizioni, che ha sentito l'esigenza di trovarsi per creare un luogo di incontro e aggregazione tra corregionali, per creare e rafforzare solidi legami con le comunità locali ospitanti e per promuovere una nuova idea di Sardegna attenta alle proprie origini e alla propria storia. L'obiettivo principale è quello di creare una rete di relazioni tra le diverse identità, con spirito solidaristico, per far conoscere la Sardegna alle amiche e agli amici dell'Umbria e per promuovere la piena integrazione dei sardi che decidono di trasferirsi in terra umbra. La motivazione che ci spinge è proprio quella di intessere collaborazioni con le realtà locali e esplorare nuove modalità di diffusione del nostro patrimonio artistico e culturale, economico-lavorativo. Molti soci della nostra associazione lavorano e operano nel comparto agropastorale, gestendo aziende per lo più a carattere familiare che producono eccellenze casearie in continuità con la tradizione pastorale sarda. Anche alcuni componenti del direttivo stesso sono pastori. Per questo siamo molto attenti a questo comparto produttivo e molte attività dell'associazione vertono proprio sulla divulgazione del mondo agropastorale. Come associazione sciardana continueremo sempre a supportare gli allevatori e i pastori sardi e nel nostro piccolo a farci portavoce delle problematiche e applaudire ai loro successi. Sin dalla nascita della nostra associazione abbiamo avuto il supporto di circa 300 associati all'anno, numero importante per una regione nella quale non è mai esistito un circolo di sardi formalmente riconosciuto. Numeri importanti che denotano il seguito che le nostre iniziative hanno sempre avuto e questo, oltre a renderci orgogliosi, ci hanno sempre spinto a continuare con lo stesso entusiasmo le nostre attività. Ma non è stato sempre facile. Non avendo mai avuto supporto economico esterno,
Abbiamo sempre dovuto far fede solo sulle nostre forze e spesso non sono bastate. Ma la nostra determinazione era tale che il direttivo, le amiche e gli amici più vicini hanno spesso deciso di mettere a disposizione risorse proprie, oltre al proprio tempo. E ovviamente il periodo della pandemia non ci ha certo aiutati, a noi come a tutti gli altri circoli. Ma non ci siamo arresi. Assieme a altre associazioni e circoli del centro Italia ed esteri, come per esempio quelli dell'Argentina, il Giappone, Cina, Francia, Quebec, Belgio, abbiamo pensato e fondato il gruppo di istanti ma uniti Casa Sardegna Online, con il supporto di diversi circoli di sardi appunto del centro Italia, in quanto era forte l'esigenza di creare un modo nuovo per portare avanti la nostra attività associativa. Dal 2016 a oggi abbiamo organizzato in totale 43 eventi, tra quelli in presenza e quelli da remoto, eventi a carattere culturale, ricreativo, folcloristico. Abbiamo organizzato mostre, rassegne, dibattiti e presentazioni di libri. Finalmente da quest'anno la nostra associazione è entrata a far parte della grande famiglia della Fasi, cosa che ci rende felici e orgogliosi e pronti per dare il nostro contributo alla federazione. Quindi, come poi ha appena annunciato l'assessora Alessandra Zedda, finalmente è arrivato il tanto attesissimo riconoscimento. Questo giustamente ci permette di usufruire, come altre realtà, dei finanziamenti necessari per la prosecuzione delle nostre attività e per poter dare seguito alle idee già emerse dal direttivo e dai soci. Mi sento perciò di ringraziare a nome di tutto il direttivo l'assessora Alessandra Zedda e tutto il suo staff, per la pazienza aggiungerei, la presidente Mascia e tutto l'esecutivo della Fasi per aver creduto in noi e per l'importante supporto sin dall'inizio. Per noi questo non è sicuramente un punto d'arrivo, ma vuole essere un punto di partenza. Anche se giovani e con poca esperienza, abbiamo dimostrato nel corso degli anni, attraverso gli eventi che abbiamo organizzato, un attaccamento particolare alla nostra terra d'origine e soprattutto crediamo che con l'insegnamento tramandato dai nostri genitori, l'entusiasmo, l'intraprendenza, la buona volontà dei giovani e la collaborazione tra i circoli, elemento molto importante e fondamentale per lo spirito associativo, si possano continuare a svolgere quelle attività socio-promozionali in favore della nostra meravigliosa isola, in modo da esportare fuori dal territorio regionale i valori che da sempre ci contraddistinguono. Per farlo abbiamo bisogno di motivare le nuove generazioni, i giovani che si avvicinano a noi, per trasferire loro l'entusiasmo che abbiamo avuto sinora e spingerli in una nuova visione di associazionismo al passo con i tempi, fornendo loro gli strumenti per divulgare una nuova idea di Sardegna. La loro visione sarà il futuro della nostra associazione. Grazie. Grazie Nicoletta. Complimenti e in bocca al lupo per tutto il lavoro che rimane da fare. Chiamerei a parlare Bruno Geracci del Circolo Quattro Muri di Rivoli. Prego. Buongiorno a tutti. Come vi hanno ricordato, Bruno Geracci, presidente del Circolo Quattro Muri di Rivoli, e le tre proposte che noi presenteremo sono state coinvolte dall'intera circoscrizione nord-ovest, quindi parlo a nome di oltre 15 circoli. Noi abbiamo individuato tre grandi filoni: i diritti, il talento, la condivisione. Sui diritti oggi più che mai dobbiamo lavorare per tutelare la nostra sicurezza digitale, che è la nuova frontiera dei diritti civili, e sarà una nostra vera battaglia di civiltà, Vice Ministro.
perché questo è fondamentale. I nostri dati non sono soltanto mercato, ma sono un delicatissimo patrimonio personale che va difeso con diritti che non lascino zona d'ombra. Il presidente Cirio, il presidente della regione Piemonte, mi ha chiesto di entrare nel Comitato Diritti Umani Civili e verosimilmente di farmi il garante di questi nuovi diritti. La nostra privacy non può essere tutelata con servizi a pagamento da quelle imprese del big tech che con i nostri dati fanno affari miliardari. 2 cifre: Facebook e alla borsa di New York capitalizzata per 1.000 miliardi di dollari. Significa l'intero PIL di Estonia, Lettonia e Lituania. E di ieri, Ministro, lei lo sa certamente più di me, la capitalizzazione di Apple è arrivata a 3.000 miliardi di dollari, praticamente è l'economia della Gran Bretagna ed è tutto il valore del mercato azionario della Germania. Sapete come fanno questi soldi? Con i nostri dati. Ognuno di noi, pagando col bancomat, passando nel telepass, qualunque operazione lui faccia, sappia che consegna a questi signori tutta la propria storia. Un esercito di società in tutto il mondo raccoglie, organizza e confeziona i dati relativi alle nostre consultazioni dei siti internet, agli acquisti di genere che noi effettuiamo, alle relazioni sui social, alle nostre proprietà, ai processi giudiziari cui eventualmente siamo sottoposti, al nostro stato civile, ai nostri figli, alla fascia di reddito, alle preferenze politiche, religiose, sessuali e tanto altro, arrivano a leggere la nostra cartella giudiziaria e la nostra cartella sanitaria. A me è capitato di recente che un ragazzo in un colloquio che una grande azienda mi ha chiesto di fare, questo ragazzo aveva avuto qualche problema di fibrillazione atriale, non è stato assunto per questo motivo, Ministro. Allora, questi dati vengono organizzati e trattati con software di intelligenza artificiali che valorizzano ogni aspetto del materiale raccolto, collocandolo in un contesto coerente e vendendolo al miglior offerente. Scarnificano la nostra vita, i nostri sogni e, Ministro, anche la nostra anima. La verità oramai è questa: noi ogni giorno facciamo tutte queste operazioni, ma non ci accorgiamo che questi signori del big tech, che badate pagano un'inezia di tasse nei paesi dove operano, sappiate che questi signori hanno come loro denaro principale i nostri dati. Perché oggi la valuta nel mondo che vale di più non è il bitcoin, non è il marco, non è tanto meno l'euro, scusate, il marco, è l'euro, il dollaro, lo yen e via elencando. Ecco, intanto saluto il presidente Pais, perché noi siamo i sardi di mare, di Alghero. Ecco il motivo per cui saluto molto volentieri il presidente. Scusate questa interruzione. Allora, la Fasi dovrebbe farsi capofila di un movimento sui diritti digitali per indurre la Regione Sardegna ad individuare un garante per la sicurezza dei diritti digitali. Sapete perché? Dobbiamo capire chi gestisce le sovrastrutture dove i cittadini possano disporre se rendere i dati propri tutelati oppure dati pure alla possibilità di essere verificati. Soltanto un garante della sicurezza ci può garantire questo. Il secondo punto, velocissimamente cerco di finire, ma parlando a nome di oltre 15 circoli, datemi almeno un minuto in più. Il talento. No, scusi, perché ci sono anche gli altri segnati, sempre della circoscrizione. Prego. No, parlo di queste 3 proposte, scusa, te l'ho anche detto prima.
quando sono venuto a presentare. vado avanti, giusto per precisare che non volevo indurre un errore te e la Presidenza. Il tempo cui ci è dato vivere ci impone di coniugare le nostre radici, la nostra storia, la nostra identità al desiderio di conoscenza, alle nuove competenze che il mondo del lavoro oggi richiede. Noi circoli potremmo diventare le nuove botteghe dei saperi, per attirare soprattutto i giovani di valore che spesso non riescono a trovare la dignità del lavoro che meritano. Parliamo di far emergere il talento, che non ha un valore di mercato, non si può quotare in borsa, non è facilmente misurabile e non si sa nemmeno quanto ce ne sia in giro. Eppure viene considerato il prodotto più conteso e più prezioso del pianeta, quello che è destinato a fare la differenza. E per chi avrà talento non sarà importante la collocazione geografica, perché nel mondo interconnesso i luoghi fisici saranno ininfluenzi. Noi dei Quattro Mori incominciamo col dare vita ad una borsa di studio in collaborazione con Enea e il Politecnico di Torino per chi proporrà la fattibilità di uno studio per lo sfruttamento sommerso dell'energia del mare, coerente con gli 800 chilometri di costa che vanta la nostra Sardegna. Infine, 4 righe. La condivisione. Il terzo obiettivo che noi proponiamo è quello di migliorare la qualità della nostra vita associativa. La FASI dovrebbe farsi carico della realizzazione di un software condiviso da tutti i circoli per la gestione dei soci e dell'amministrazione. Sempre la FASI dovrebbe farsi carico di promuovere l'uniformità dei vari siti web dei circoli in modo che il dialogo fra noi sia più fluido e producente, così ci conosceremo meglio e così potremo lavorare meglio insieme. Grazie. Grazie dell'intervento. Allora chiamo a parlare Giuseppe Orrù, presidente del Circolo su Concordo di Gattinara. Si prepari Francesca Concas, Firenze. Buongiorno. Collego il mio intervento a quello del collega presidente Bruno Geraci, siamo della stessa circoscrizione, io sono il presidente dell'Associazione Concordo di Gattinara. Illustrissime autorità, signori ospiti, dirigenti della FASI, amici e colleghi presidenti, delegati tutti. In occasione di questa prestigiosa occasione, quale il 7° congresso della FASI, mi è caro condividere con voi uno spunto di riflessione, una proposta. Potremmo racchiudere il mio intervento in 2 parole: maggiore condivisione. Mi riferisco in particolare alla progettazione, organizzazione e gestione di eventi e progetti e iniziative di ogni tipo che contraddistinguono le nostre associazioni come ambasciate della Sardegna nel mondo. Ognuna delle nostre associazioni, secondo le proprie forze, le proprie inclinazioni e le proprie competenze, organizza durante l'anno eventi culturali, presentazioni di libri, convegni, tavole rotonde, fino a degustazioni e momenti di promozione delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche della Sardegna, eventi molto spesso prestigiosi che richiamano l'attenzione del territorio e della comunità in cui si svolgono. Per fare in modo che le tante risorse e capacità che abbiamo nei vari ambiti non restino isolate al proprio orticello, sarebbe opportuno, come si è già discusso più volte, creare una rete in cui condividere quello che sappiamo fare, condividere le risorse, le persone che conosciamo e suggerimenti per rendere un evento ancora più interessante e qualificato. Spesso veniamo a sapere di importanti iniziative organizzate dalle associazioni della FASI, dai giornali, dai canali di comunicazione interni alla FASI, oppure parlottando con il presidente o i soci dei circoli promotori. Ritengo che sarebbe opportuno creare una banca dati in cui condividere tutte le nostre risorse, come i contatti di ogni circolo con professionisti, uomini di cultura, scrittori, autorità,
ma anche esigenze operative e logistiche, oltre a risorse utili a realizzare e valorizzare il progetto. Ad esempio, quali persone bisogna contattare, servono attrezzature particolari, spazi con determinate esigenze, quali sono i costi, come fosse una ricetta, specificando gli ingredienti e i vari passaggi che portano alla realizzazione finale. Un altro spunto dedicato alla condivisione nasce dalle tante risorse interne alle nostre associazioni o alle nostre comunità, che spesso rimangono nascoste. Anche in questo caso suggerisco di creare uno strumento per mettere in rete e condividerle. Sapere che in un circolo c'è un professionista che può partecipare a un determinato evento o convegno è sicuramente un surplus in fase organizzativa. Oppure sapere che l'associazione di una città ha ottimi rapporti con un personaggio, un uomo di cultura che potrebbe intervenire in occasione di una tavola rotonda è sicuramente una ricchezza. Lo stesso vale per tutte quelle risorse materiali come mostre, libri, film o altro che spesso giacciono nelle nostre sedi e che invece potrebbero iniziare a circuitare per essere valorizzati con eventi e iniziative. Semplificando, oltre a raccontare agli altri cosa facciamo, cosa abbiamo fatto, sarebbe opportuno condividere tra noi associazioni della Fasi e con la Fasi ovviamente come lo facciamo, perché lo facciamo, quali risultati vogliamo raggiungere, quali sono le esigenze organizzative e i costi da mettere in preventivo. A tal proposito mi rivolgo quindi alla Fasi affinché affianchi al suo prestigioso ruolo di coordinamento svolto tra le associazioni e di raccordo con la Regione Sardegna uno strumento operativo per le associazioni in modo che siano ancora più produttive in termini di eventi, manifestazioni di qualità e di promozione della Sardegna. In questo modo, ne sono certo, il risultato della condivisione e dell'unione di tutte le forze non sarà una semplice sommatoria, ma un prodotto che aumenterà esponenzialmente. Grazie. Bene, grazie. Mi sembra che siano considerazioni e valutazioni da condividere pienamente, da circuitare veramente in tutti i circoli. Grazie. Chiamerei a parlare Francesca Concas del coordinamento donne. No, non crearci problemi di sicurezza, perché ci portano tutti. Sì, no, tira via il gradino. È vero, non è quello giusto. Quello è che ho aperto. Questo. Aspetta, te lo sposto, va. Qualcosa servono i presidenti. Cosa c'è? Perché? Cosa sta succedendo? No, beh, lei ha detto non è tanto basso, quindi... Buonasera a tutti. Scusate se parlerò in italiano, in quasi italiano. Un saluto a tutti, grazie a tutti quanti di essere qua e grazie soprattutto alla nostra assessora che da molto vicino segue i lavori del coordinamento delle donne. Io in questo mio intervento volevo molto rapidamente parlare di un paio di cose. Intanto volevo raccontare quali sono stati i progetti del coordinamento donne in questi anni passati, iniziando dal bellissimo evento della mostra della pittura analitica di Rossana Rossi a Torino, che è stato fatto nel 2017, la proiezione del film La mia casa e i miei coinquilini
per quanto riguarda appunto la vita di Joyce Lussu, eseguita a Roma, l'evento di Firenze e Milano Rosso Sardegna, in cui hanno partecipato tantissime donne sarde che della loro attività e della loro vita hanno fatto veramente il massimo e sono state per noi, diciamo così, un faro che ha illuminato la nostra attività. Sto parlando di Anna Gardu, Ignazia Tinti e tante altre. E con conseguente visita alla mostra di Maria Lai, che in contemporanea c'era alle Gallerie degli Uffizi a Palazzo Pitti, e conseguente congresso. L'evento Rosso Sardegna si è ripetuto anche a Milano con la stessa formula: intervistare e richiedere, conoscere a queste donne che hanno reso grande la Sardegna. Poi abbiamo avuto un piccolo problema, perché stavamo organizzando un evento con la Casa delle Donne di Roma e tra vari slittamenti, tra varie vicende personali, perché ricordiamoci che le vicende personali non riguardano soltanto la pandemia, ma che ognuna di noi lavora nel volontariato e ha comunque una vita personale. È una cosa che può capitare a tutti, quella di non essere sempre perfettamente disponibili. E purtroppo appunto l'evento della Casa delle Donne di Roma è slittato, ma penso che verrà fatto prestissimo, perché comunque abbiamo la sala alla Casa delle Donne di Roma. E nel frattempo, come associazionismo e anche come gruppo di donne, abbiamo trovato altri modi per incontrarsi, certo meno efficaci di quello in presenza. E sicuramente abbiamo fatto degli eventi online. Per 8 marzo quest'anno, nel 2021, l'evento Feminas de Oie, seguitissimo tra l'altro. L'evento finalmente in presenza della Marcia della Pace Perugia-Assisi il 10 di ottobre di quest'anno, che è stato un evento molto importante e molto sentito. E per il 25 di novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, l'evento Saspizzinas esos Pizzinos de Oies prosas feminas esos homines de crase. Vorrei sottolineare che la nostra assessora Alessandra Zedda ha partecipato a questi eventi che si sono svolti online facendoci un grandissimo onore, ecco, della sua presenza. Questo per rispondere a chi chiedeva quali sono state le attività delle donne, e per rispondere anche a questo io non voglio chiedere ai circoli quali sono state le loro attività in tempo di pandemia, perché capisco benissimo e so benissimo tutte le difficoltà che abbiamo avute, prima di tutto dal punto di vista sanitario, e quindi non mi permetto di fare queste insinuazioni. Le difficoltà poi aumentano per quanto riguarda il coordinamento donne, in quanto tutti quanti voi ben sapete che il coordinamento donne non ha fondi, quindi che ci venga chiesto di realizzare degli eventi a costo zero e in tempo di pandemia, quantomeno, insomma, lo trovo abbastanza strano, ecco. Ma ciò di cui volevo parlare io oggi è qua. Io in queste iniziative ho potuto conoscere, incontrare e dialogare con delle donne. Sono donne che hanno lottato e che hanno vinto la loro battaglia. Donne che non hanno avuto esitazioni nel loro percorso, hanno sempre scelto di non rinunciare ai propri sogni e alle proprie aspirazioni. E così le donne della nostra federazione e delle nostre associazioni, che con spirito di sacrificio, con competenza e responsabilità, sono diventate punto di riferimento per le nostre comunità, e qui aggiungo anche la nostra assessora Alessandra Zedda. La nostra presidente uscente è un esempio di questo. Il suo lavoro e il suo appoggio alle realtà femminili del nostro associazionismo ha consentito che si realizzassero tante iniziative femminili. Le nostre presidenti, che in un numero ancora maggiore rispetto al passato rappresentano e gestiscono i circoli, si sono affermate in contesti spesso appannaggio maschile e sono riuscite addirittura a creare da zero interi circoli, l'abbiamo visto.
in regioni in cui non c'erano mai stati circoli. E lo stesso si può dire di quei circoli in difficoltà, dove la loro opera è stata fondamentale. Il futuro per le donne sembra ancora costellato di lotte per l'affermazione di sé nella società. Ma se ci ispiriamo a questi esempi, forse potremo trarre ispirazione per poter risolvere problemi o difficoltà in cui tante altre donne e tanti circoli magari si trovano. E voglio dire anche due parole, due grazie. Un grazie al contributo di quegli uomini illuminati che hanno concretizzato con la loro opera di poter saltare oltre lo steccato della definizione di genere, della barriera di genere. E grazie anche al loro contributo possiamo immaginare un futuro dove le differenze di genere non siano altro che un ricordo del passato da poter dare alle nuove generazioni che quindi non conosceranno queste differenze di genere. Grazie. Grazie Francesca. Faccio due comunicazioni. Intanto saluto il senatore Gianni Mariluti che era qui presente, mi sembra già da un po', non sapevamo niente. Un caloroso saluto al senatore che è qui a seguire i nostri lavori. L'altra comunicazione è per i candidati. Il termine per presentare le candidature è l'orario di chiusura dei lavori di questa giornata qui, di sabato, quindi le candidature si ricevono sino alle 19:30. Quindi un comunicato che interessa tutti i candidati e i coordinatori perché comunichino la chiusura della presentazione dei candidati. Grazie. Ora chiamo ad intervenire il Presidente del Consiglio regionale, onorevole Michele Pais. Buongiorno a tutti. Sono felice e consentitemi anche un po' emozionato per intervenire in questa bellissima assemblea. Non potevo far mancare la vicinanza del Consiglio regionale ai tanti sardi che per scelta, ma molto di più per costrizione, hanno dovuto abbandonare la terra e, consentitemi, farsi apprezzare nel resto del territorio nazionale e nel mondo. Perché i sardi, ogni qualvolta si sono confrontati con altri popoli, altre realtà diverse da quella di origine, si sono sempre contraddistinti per capacità, per senso del dovere, per onestà, che non sono, guardate, delle cose di poco conto. Sono dei tratti caratteristici del nostro popolo di cui tutti quanti noi dobbiamo assolutamente andarne orgogliosi. Ecco, questa è la ragione per cui penso che le istituzioni che oggi rappresento, nello specifico il Consiglio regionale, debbano impegnarsi per fare sempre di più per mantenere questo collegamento ideale e dico anche materiale tra la Sardegna e i loro figli che non abitano più nella terra di origine. Certamente c'è da attualizzare, da revisionare la legge 7 del 1991
che è stata una legge importante che ha riconosciuto l'importanza, appunto, la fondamentalità della rete degli immigrati, ma che oggi ha necessità di essere attualizzata. Una legge che non può essere attualizzata se non con il vostro contributo. Il Consiglio regionale non può in nessun caso pensare di modificare, di migliorare quella legge senza far riferimento al vostro contributo, che è un contributo prezioso. Voi siete i custodi della tradizione millenaria della nostra terra, ma anche i migliori ambasciatori dell'immagine del mondo. E io penso che oltre a, diciamo, una funzione di carattere identitaria, voi abbiate anche un'altra funzione parimenti importante, che è quella economica, che è quella che si allaccia anche alla internalizzazione delle nostre attività produttive, laddove le nostre imprese non riescono a sfondare con i canali della grande distribuzione, la rete dei sardi è uno strumento potentissimo per consentire alla nostra economia, ai nostri prodotti di farsi sentire, di farsi conoscere nel mondo. Io ieri non sono potuto essere presente all'avvio dei lavori perché, come sapete, il 10 di dicembre cadeva un altro anniversario importantissimo, che era quello della consegna del Nobel a Grazia Deledda, una illustre sarda che con la sua produzione letteraria, con la sua raffinatezza ed eleganza, ha dato la possibilità alla nostra cultura, alla nostra identità di assurgere un valore universale. Badate bene, un valore universale. E quindi ieri in Consiglio regionale, alla presenza del Presidente della Camera, Roberto Fico, abbiamo celebrato questa grandissima figura che non dobbiamo mai smettere di ricordare. E quindi vi voglio salutare proprio con le parole di Grazia Deledda, che diceva: ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna la fede nella vita e in Dio. Ho vissuto con i venti, con i boschi, con le montagne. Ho guardato per giorni, mesi ed anni il lento svolgersi delle nuvole nel cielo sardo. Ho mille e mille volte poggiato la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce per ascoltare la voce delle foglie, ciò che dicevano gli uccelli, ciò che raccontava l'acqua corrente. Ho visto l'alba e il tramonto, il sorgere della luna nell'immensa solitudine delle montagne. Ho ascoltato i canti, le musiche tradizionali e le fiabe e i discorsi del popolo. E così si è formata la mia arte, come una canzone o un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo. Bene, il vostro impegno quotidiano e i sacrifici che voi fate quotidianamente sono, così come diceva Grazia Deledda, il più grande orgoglio che noi possiamo avere. Grazie per quello che fate quotidianamente per la Sardegna.
Grazie a lei Presidente per la sua presenza, per il suo saluto e per le sue parole. E ora la parola a Giuseppina Pira di Parma. Nel frattempo vi comunico che le schede per la presentazione dei candidati le troverete dove avete effettuato la registrazione. Quindi i candidati dovranno prendere questo modulo e poi riconsegnarlo. Grazie. Cosa hai dimenticato? Ah, una schedina. Buongiorno a tutti. Intanto da cittadina bitese voglio veramente ringraziare la Fasi e tutti, grazie infinite, veramente, grazie. E poi permettetemi anche da cittadina bitese di salutare, di citare anche un mio famoso conterraneo che dice: «Ba cosas che pro las comprender bichere tempus e esperienzia, e cosas che cannuno at esperienzia non las comprenne pruso. Cosas che pro fortuna s'irmenticana e che pro fortuna s'ammentana. E cosas che si creden irmenticatas e che invece una die a s'improvviso torna conca». Dice Michelangelo Pira, ci sono cose che per capirle occorre tempo e esperienza. E cose che invece, quando uno ha esperienza, non le capisce più. Cose che per fortuna si dimenticano e cose che per fortuna si ricordano. Cose che si pensa di aver dimenticato e che invece all'improvviso tornano alla mente. I segni. Ecco, io credo che veramente noi ricordiamo, dimentichiamo, valorizziamo veramente i segni che poi si traducono in cose che facciamo. L'esperienza ci ha insegnato questo e ci ha insegnato, ce lo insegna soprattutto in questo tempo veramente che corre ad una velocità supersonica. Che cosa ci rimane? Quasi quasi non c'è neanche tempo veramente per discutere, per articolare tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che vorremmo proporre. Non c'è tempo, ci sono veramente i segni e sono i segni che noi diamo con le nostre proposte, con le nostre cose, con i nostri contributi, con i nostri progetti. Li abbiamo dati anche alla Sardegna, la regione Sardegna ce ne ha dato tanti di segni. Ecco, io veramente umilmente proprio vorrei chiedere un ulteriore segno alla Sardegna. L'avevo già chiesto in un congresso passato, però non c'è stato il segno di ritorno, il feedback come si chiama adesso, no? E allora sarebbe stato veramente bello che in questa sede magari, proprio perché viene valorizzata e riconosciuta da tutti anche l'esperienza che noi abbiamo in diversi campi, che magari nel congresso della Fasi si potesse veramente eleggere un rappresentante per partecipare ai consigli regionali, anche senza diritto di voto, perché sennò magari poi si dice che vota per una maggioranza o per l'altra. No, assolutamente, vorremmo proprio senza diritto di voto, ma magari che portasse veramente a conoscenza del popolo sardo la nostra esperienza, appunto, che desse un segno della nostra esperienza. Io credo che in questo modo si debba valorizzare veramente l'identità. Noi ce l'abbiamo, ce l'hanno in Sardegna, la riconosciamo assolutamente e ci mancherebbe altro, però proprio anche come proposta del futuro deve sorgere un popolo sardo, insomma sta sorgendo dappertutto proprio l'identità nazionale, ma perché non potrebbe essere veramente anche istituzionalizzata e canonizzata?
Grazie infinite. Grazie, buongiorno. Grazie Giuseppina. E invito i relatori a stare sui 3 minuti, così riusciamo quasi a finire gli interventi. Allora, la parola a Sandra Capuzzi, Presidente del Circolo di Pisa. Si prepari Luci Emanuele. Autosufficiente. È troppo avanti. Se no ho dovuto utilizzare questo meccanismo. Allora, buongiorno a tutti, questo è il mio primo congresso. Prima di iniziare spendo 30 secondi per ringraziare Serafina che si è avvicinata, perché in questi 2 anni complessi lei c'è sempre stata, ha saputo coniugare la complessità della situazione con la sua capacità operativa, quindi Serafina, grazie per esserci stata in questi 2 anni complessi, tu insieme a tutto il tuo staff. Credo che questo sia assolutamente doveroso. Un congresso questo che per me è il primo, ma credo che evidenzia ancora, come dagli interventi che si sono susseguiti, il bisogno vero di cambiamento che c'è. Oggi credo che serva un inevitabile cambio di passo. Sono cambiati i nostri circoli, è cambiata l'immigrazione, sono cambiate le regole del gioco, i modi di rapportarci con i soci, siamo cambiati noi. È per questo che riteniamo serva riflettere anche sul quale ruolo debba avere oggi la Fasi. I nostri circoli hanno sempre più bisogno di maggiore e miglior supporto amministrativo, formativo, legale. I repentini cambiamenti, gli aggiornamenti normativi, il carico amministrativo che dobbiamo svolgere, redigere i bilanci, le rendicontazioni più puntuali, qualcuno diceva dobbiamo incominciare a progettare, rendere anche più sostenibile la nostra capacità organizzativa, richiede ormai risposte quotidiane. Serve allora che anche la nostra struttura si doti sempre di più di una struttura che sia al servizio e di servizio per i circoli, che devono tornare però a essere il centro delle vere politiche associative. Serve migliorare la comunicazione interna perché sia più tempestiva, più immediata, più chiara, anche e soprattutto in momenti assembleari come questi. Riteniamo opportuno ritagliarci anche dopo il congresso delle giornate di approfondimento per condividere, elaborare un nuovo modello per la Fasi che corrisponda anche alla sua naturale innovazione nel rapporto tra vertice e base sociale. Il cambiamento però, mi permetta anche Vicepresidente, deve riguardare anche il rapporto con la nostra regione e in particolar modo con la struttura amministrativa regionale. In questi mesi il dialogo non è stato sempre facile, a volte è stato complicato, a volte è difficile e la sua grande disponibilità, il suo grande impegno, mi permetta, da sola non può bastare a colmare a volte il nostro disagio. I circoli sono fatti di persone. I circoli sono fatti di persone che in modo volontario promuovono e valorizzano la Sardegna, quindi l'obiettivo è comune e non sempre abbiamo le competenze e gli strumenti per comprendere il linguaggio, a volte anche l'approccio troppo burocratico che riceviamo. Noi abbiamo bisogno di trovare nella nostra regione un interlocutore alla pari, collaborativo, che ci dia supporto. Spesso, le dico la verità, a volte abbiamo la sensazione di sentirci ospiti a casa nostra. La Regione quindi deve dirci se siamo effettivamente un valore aggiunto o se siamo solo un obbligo normativo. Noi ci sentiamo un valore aggiunto. Lei sta facendo un grande lavoro perché il nostro valore aggiunto ci sia e si evidenzi. È proprio per questo che il rapporto di collaborazione e di confronto deve essere più serrato, anche qualitativamente migliorato. È per questo che la Regione deve chiederci anche di migliorare la nostra capacità progettuale, deve progettare e coprogettare insieme a noi iniziative, eventi, però deve darci anche più risorse per poterlo fare e le risorse non sono sempre economiche. Non aver previsto le attività tra i criteri per la ripartizione dei budget, a nostro parere è un errore non solo di metodo, ma soprattutto di merito. E nel valore qualitativo della nostra offerta culturale, anche quando è di tipo enogastronomico, che sta la nostra forza di aggregazione e di promozione del territorio ed è lì che si misura il nostro valore aggiunto, il marketing sociale che noi mettiamo in campo. Oggi ha un valore economico di grande peso che non si può più sottostimare.
Sardatellus ed Eurotarget sono due strumenti che traducono e interpretano due punti di forza della nostra regione, turismo e sistema produttivo agroalimentare. Nessuna piattaforma commerciale di prodotti alimentari, nessuna agenzia turistica oggi può contare in questo momento sul veicolo di una base sociale così fortemente fidelizzata e motivata come la nostra. È tempo di riflettere, anche in questo caso, su strategie, modelli e sostenibilità delle modalità con cui vogliamo erogare i servizi, anche alla luce delle ipotetiche nuove normative che potrebbero fortemente penalizzare il regime fiscale dei nostri circoli. Sulla continuità territoriale, io faccio fatica a capire perché se voglio venire in Sardegna 20 volte l'anno mi devo mettere davanti a un PC e cogliere l'offerta migliore. Faccio fatica a spiegare a mio figlio perché se gli muore il nonno in Puglia lui prende la macchina e va, ma se gli muore il nonno in Sardegna deve richiamare i propri parenti e dire non c'è posto o non ho i soldi per poterlo fare. Tornare a lavorare nella mia terra deve essere per me un'opportunità, non uno sconto, non un'offerta, né tantomeno un privilegio. Chiudo con un passaggio sul rinnovamento generazionale. I giovani non possono continuare ad essere la foglia di fico rispetto a un sistema che è inevitabilmente invecchiato nella forma e nella sostanza. Devono essere loro il motore del cambiamento, dobbiamo trovare forme e modi per renderli protagonisti. Anche qui abbiamo bisogno di un approfondimento delle giornate per evolvere il rapporto con i nostri giovani, recuperare il rapporto con le seconde generazioni perché le loro radici non siano solo e non valgano solo 15 giorni durante le vacanze estive. Come dice spesso, serve un progetto che magari riporti i nostri ragazzi e le nostre ragazze in Sardegna come vero know-how territoriale. Noi siamo sardi, siamo una terra antica di cui non solo siamo orgogliosi, ma di cui vogliamo essere ancora i protagonisti attivi. Per farlo non possiamo dimenticare Sugonottu, ovvero le tradizioni, la nostra storia, ma dobbiamo essere soprattutto capaci oggi di valorizzare su noi, il futuro, i giovani, la Sardegna di domani, di cui noi, anche se fuori dalla Sardegna, ci sentiamo ancora parte viva. Grazie mille per il tuo intervento. Facciamo... Sì, la parola a Sebastiano Tettei del Circolo Zunnuraghe di Alessandria. Locci? No, prima lo decidiamo noi. Tettei, deve intervenire? L'abbiamo chiamato prima. Abbiamo chiamato prima? Scusa, prego. Chi è che parla ora? Scusa, assessora, aspetterei 5 minuti. Non c'è problema, no, perché mi rendo conto dell'arduo compito di chi presiede un'assemblea. Io sono presidente del Consiglio Comunale di Alessandria, quindi sicuramente si hanno sempre difficoltà di gestione e per questo anzi metto il cronometro in maniera tale da non metterla in difficoltà per interrompermi nell'intervento. E io sono delegato del Circolo di Alessandria, forse anche da qua nasce il qui pro quo, e devo dire che partecipare a questo congresso è un momento particolarmente importante. Io sono un sardo di seconda generazione e sono particolarmente orgoglioso di esserlo e credo che il titolo di questo congresso sia davvero azzeccato, perché su connotu le nostre radici hanno un valore fondamentale e io credo siano davvero importanti perché le nostre radici sono sia tutti noi, sia chi ci ha preceduto nella Fasi, chi ci ha preceduto nella Lega dei Circoli Sardi, chi ci ha preceduto tutta la storia dell'emigrazione sarda. È la nostra esperienza, sono le nostre radici e questo è sicuramente un valore su cui noi possiamo investire, insieme all'altra parte di radice, che è la nostra radice culturale, che sono le cose che ci rendono orgogliosi di essere sardi, perché noi tutti come sardi abbiamo l'orgoglio della nostra identità, ma spesso non conosciamo quelle che sono le ragioni o comunque non ci fermiamo un attimo a riflettere su quali sono queste potenzialità, queste ragioni. Io credo che le ragioni del nostro orgoglio potrebbe essere uno slogan di un futuro seminario, di un futuro convegno,
perché su quello dobbiamo investire, per rendere a tutti la consapevolezza di queste ragioni che sono culturali, identitarie, i beni monumentali, l'enogastronomia del territorio, perché noi rappresentiamo gli ambasciatori, come qualcuno ha detto, della Sardegna, e sta anche a noi il compito di creare sviluppo economico attraverso queste leve identitarie che ci è concesso avere e che noi dobbiamo valorizzare, su cui dobbiamo investire. Quindi deve essere forte il nostro impegno in questo senso e credo che deve essere uno dei filoni fondamentali, dove sicuramente è importante il ruolo che può esercitare la Regione nel sostenere anche con risorse immateriali queste iniziative, ma deve essere importante anche quello che noi investiamo in termini di formazione rispetto a quelle che sono le capacità che noi abbiamo sul territorio, nei sardi di prima, seconda e di terza generazione, perché il nuovo sono sicuramente i sardi di tutte le nuove generazioni, ma anche quelli di nuova immigrazione. E non dobbiamo dimenticarci che il nuovo sono anche le vittorie che stiamo portando avanti, stiamo vincendo, e penso ad esempio alla questione dell'inserimento del principio di insularità in Costituzione. Mancano 15 secondi, cavolo, io pensavo di riuscire ad avere maggiori doti di sintesi, quindi cercherò comunque di concludere brevemente. Dico questo, che questa è una vittoria importante, il fatto che ieri in occasione della ricorrenza del Consiglio del Premio Nobel a grazia dell'ED, il Presidente della Camera Fico abbia detto che porterà alla Camera avanti questa proposta di modifica costituzionale che ha già avuto la sua approvazione in prima lettura al Senato, sia particolarmente importante come segno di una battaglia che i circoli sardi hanno contribuito a vincere, che la FAGE ha contribuito a vincere in maniera determinante con le manifestazioni che ha fatto nel corso degli anni. E questo però ci deve far capire come questa battaglia non è assolutamente vinta, perché i principi c'erano già nelle norme europee e non sono mai stati applicati, tanto quello di insularità come quello di continuità territoriale, e continuità territoriale dobbiamo sforzarci sempre a ricordare che non vuol dire fare i biglietti economici per chi è residente in Sardegna o per chi è nato in Sardegna, ma continuità territoriale vera vuol dire che tutti devono avere la possibilità di circolare liberamente in Sardegna, che siano italiani, che siano europei, che siano di ogni parte del mondo, perché altrimenti tanto vale investire in sponsorizzazione del nostro territorio se poi uno vuole andare e non ha la possibilità di andare. E quindi è questa la vera continuità territoriale, perché se io domani voglio andare a Vienna, visitare Vienna, ci vado senza problemi, salgo in macchina e ci vado. Se io domani voglio andare a San Giovanni su Ergio a trovare i miei parenti, non posso andare. E quindi questo noi dobbiamo assolutamente focalizzarlo bene e farlo capire a tutti. Ho già abusato troppo del vostro tempo, vi ringrazio per la concessione che mi è stata fatta, ringrazio tutti i delegati e le autorità presenti. Grazie a te. Vi auguro a tutti buon lavoro congressuale. Grazie a te del contributo e dell'apprezzamento. Rivolgiamo un caro saluto al Gianni Maopi, presidente del Consorzio di tutela del pecorino romano DOP, che parteciperà nel pomeriggio al nostro seminario a Sardatelus e di cui stiamo collaborando intensamente per il futuro, per i futuri progetti con loro. Grazie. Prego, Tetei. Buongiorno a tutti. Io voglio fare un discorso sull'amicizia. Iniziamo. Grazie ad Aledda, di cui celebriamo i 150 anni dalla nascita, nel 1905, alla domanda posta in un'intervista per la Nuova Sardegna di Salvatore Ruiu, ha saputo del circolo dei sardi che sta per costituirsi a Roma. Crede che sia possibile? Rispose lei. Perché no? Perché i sardi non continuano in Roma i pettegolezzi del loro paese. Sardi conservano anche quel loro istinto di investigazione della vita altrui. Raccolgono tutti, sa, non sfugge nulla loro. Ebbene, sono passati ben 116 anni, ma siamo sicuri
che sia cambiato qualcosa? Ciò che mi piace nei circoli è che vengono riproposte le falde del paese. Sembra ancora essere per qualcuno un buon motivo la molla per iscriversi ai nostri circoli. Cari amici, è con stupore, dolore e rammarico che ho preso carta e penna per esprimere alcune riflessioni riguardo alla situazione venutasi a creare in questo congresso. In tutti noi vi è amarezza di fronte alle fratture palesatesi nel corso del dibattito congressuale, che si sta dipanando in un clima reso rovente da interventi istinti di astio e rabbia. Mai come in questo momento congressuale, infatti, la nostra immagine, interventi all'estero, deve essere prestigio e di forza, e mai in questo momento le nostre divisioni rischiano di indebolirci e di portarci su una strada senza ritorno. È più che evidente quando sia necessario che da entrambe le parti ci si impegni con forza, determinazione e serietà. Nel compiere passi rivolti al superamento di questa situazione è necessario che il mondo ci veda ancora una volta uniti nel momento in cui siamo chiamati al rinnovamento dei vertici della nostra federazione. Lo dobbiamo ai nostri soci, lo dobbiamo ai nostri giovani, lo dobbiamo anche a noi stessi, perché non abbiamo trascorso questi anni a lavorare per divisioni della fase, ma per la sua crescita. Questo non significa annacquare le polemiche o insabbiare le discussioni, significa recuperare un terreno di comunanza, talvolta diverse. Pur nella discussione che non può e non deve mancare, dobbiamo riuscire a dialogare senza far prevalere gli interessi di una parte o dall'altra. Questo non è un congresso di partito, non ci sono ideologie per far prevalere correnti partitiche, cordate per raggiungere il potere, lotte per costruirsi carriere anche distruggendo quelle del presunto avversario. Ricordiamo invece che viviamo nella privilegiata condizione di volontari che lavorano senza fine di lucro e guadagno mossi solo nell'ambizione di lavorare per il bene dell'isola, che abbiamo lasciato, a cui ci sentiamo sempre attaccati. Vi esorto insomma a lavorare all'insegna della più nobile valore dell'uomo, l'amicizia. L'amicizia è un sentimento, un legame straordinario, positivo, tanto più prezioso quanto più raro. L'amicizia intesa nel significato più nobile è una condivisione di valori, non già comune legati, per complicità e connivenze per perseguire e conservare posizioni di potere o peggio di prevaricazione. Insieme, cimentati nell'amicizia, possono invece affrontarsi tanti problemi, tanti momenti difficili, superandoli perché uniti da uno spirito comune, da un sentimento bellissimo, a mio avviso, deve caratterizzare la funzione da esercitare nel nostro ambito, il rispetto della verità, la trasparenza di comportamento, il far prevalere, al di là di ogni spirito, purtroppo connaturale ad ogni uomo, difeziosità, corporativismo e individualismo. Far prevalere, diceva, l'interesse comune e il nostro fine istituzionale. Dobbiamo nel contempo essere pronti ad accettare sconfitte ed esporsi a incomprensioni, a giudizi poco positivi da parte di chi, appunto, non animato dagli stessi sentimenti, confonde i piani di confronto spostandosi da quello istituzionale e quello personale, espressione di interessi da parte che non oltre dire di bottega. Cari amici, per ritornare alla parola di Grazia Deledda, non dobbiamo trasferire nei circoli i pettegolezzi di paese, ma lavorare uniti nella disparità di opinioni, nella diversità delle credenze politiche, delle difformità, delle convinzioni personali. Ben venga il dialogo e la discussione, ma deve prevalere il buonsenso e la consapevolezza di avere una comune missione, di sostenere, promuovere la nostra amata Sardegna. Grazie a tutti. Se l'assessora me lo permette, ci
5 minuti posso prendermeli? Sento la necessità di intervenire. Ti presento Antonello Argiolas, presidente del settimo congresso, Assemblea settimo congresso. Grazie. Come sapete, io non sono più candidato alla Fasi, ma prima di questa decisione avevo già dato la disponibilità di continuare a lavorare, di continuare a dare un contributo comunque all'interno della Fasi. Io prima di tutto vorrei ringraziare tutti i delegati presenti che sinora ci avete aiutato a portare avanti questo congresso con ordine, con attenzione partecipata, il che è un ringraziamento di tutti i relatori che va verso voi, perché non sempre succede questo e ne sono orgoglioso di far parte di questa federazione e sono orgoglioso di avervi qua con questa attenzione particolare. Io sono un po' d'anni che sono nella Fasi e ho fatto parte del coordinatore della Lombardia, ho conosciuto tante di quelle brave persone che lavorano come volontari nelle associazioni. Mi ha arricchito tantissimo questa esperienza, me la porterò sempre con me e vi ringrazio soprattutto quelli che hanno collaborato e hanno contribuito insieme a creare un organismo, prima la circoscrizione Lombardia e dare un contributo decisivo anche in Fasi. Io vi saluto con tutto il mio cuore e vi porterò sempre nei miei ricordi. Con questo un saluto particolare e passo la parola alla nostra assessore Alessandra. Anche sali così. Va bene, Manu. Okay. Buongiorno a tutti. È quasi ore brandi e qualcuno ovviamente non vuole che io mi allunghi moltissimo, però davvero voglio fare delle considerazioni con voi anche oggi alla presenza dei colleghi, in particolar modo del presidente Michele Pais e di Michele Cossa, oltre che un saluto speciale al senatore Marilotti e all'assessore e alla vice ministra Todde che è andata via. Andiamo per ordine. Intanto consentitemi di aprire queste mie considerazioni con un grande ringraziamento davvero di affetto a Serafina Magia, a cui davvero tributiamo ancora un altro applauso perché assolutamente credo che lei lo meriti e sono anche convinta, così anticipiamo un altro pensiero che ho assolutamente visto nelle giornate di ieri e di oggi, che è quello che chiunque dei circoli sarà il nuovo presidente o la nuova presidente porterà avanti con la stessa dedizione, la stessa passione, la stessa voglia ciò che Serafina ha tracciato in questi 10 anni, perché è qualcosa di indissolubile, di importante, di condiviso e quindi credo che davvero grazie ancora a Serafina questo continuerà ad essere su Gonnottu e su Nou, così possiamo anche essere rispettosi del titolo ma soprattutto dei contenuti che abbiamo voluto dare a questo settimo congresso Fasi. Intanto per sintesi proverò a mettere in evidenza alcune delle parole che sono emerse nel dibattito, che anche poc'anzi qualcuno ha definito anche un confronto con delle divergenze, delle criticità. E perché no?
è tutto in funzione di una nostra crescita, di un nostro miglioramento. Io oggi sono contenta anche che è presente il nostro direttore del settore, che è quello dell'emigrazione, che è il dottor Marco Secchi, oltre che ovviamente Ignazio Boi, che io stalkerizzo abbondantemente per tutto ciò che ci riguarda, e quindi mi fa piacere che loro apprendano dal confronto di questi giorni anche quali sono davvero le esigenze, quello che noi insieme stiamo cercando di fare. Dicevo, Sugonnottu, la nostra identità, la nostra confidenza, conoscenza, competenza, la progettualità, la casa, la tradizione, la cultura, il patrimonio, la sardità. Questo è il nostro Sugonnottu, che guardate, ad ogni di questa parola è corrisposta ogni lacrima, ogni veramente momento di difficoltà di chiunque sia andato via dalla Sardegna per cercare a tratti fortuna, per cercare una sopravvivenza che la nostra terra non è riuscita a dare, ma certamente fanno parte del patrimonio non solo di quelli che sono andati via, ma anche di quelli che come me oggi vivono intensamente la nostra Sardegna. Innovazione, ricerca, sperimentazione, idee, capacità, adattamento, speranza, pianificazione, novità, coesione. Tante di queste parole sono state utilizzate per definire quello che sarà il nuovo, quello che oggi occorre per superare la pandemia, ma soprattutto per guardare davvero al nuovo futuro, che inevitabilmente cambierà. È cambiato, perché è inutile, ce lo dobbiamo dire, il Covid ha segnato la vita di tutti noi. Poi devo anche aggiungere che ci ha dato anche delle opportunità, perché avete visto il nostro progetto Donna, ci ha visto sempre insieme, ma io posso raccontare le occasioni che abbiamo avuto di collegarci con tutti i circoli del mondo per Casa Sardegna. L'abbiamo fatto più volte, l'abbiamo fatto con la Dinamo Sassari, sono state occasioni in cui ci siamo confrontati, e devo dire che anche questo è servito, perché la conferenza della regionale dell'immigrazione, che abbiamo fortemente voluto, e mi posso onorare di aver contribuito a nominarla e a istituirla ovviamente nel 2019. Ecco, il primo a gennaio del 2020, quindi quasi 2 anni di lavoro, abbiamo iniziato insieme il percorso, e l'abbiamo fatto contro tutto e tutti. L'abbiamo fatto collegandoci, perché non potevamo vederci in presenza, ci siamo scambiati le nostre idee, abbiamo contribuito a realizzare delle attività che adesso, che ne citerò qualcuna, capirete che è vero, molto e di più dobbiamo fare, ma non abbiamo perso tempo. Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti che avevamo a disposizione, e voglio dire che abbiamo iniziato da subito a parlare del valore che anche la rete, ma soprattutto la transizione digitale ed ecologica, di cui i giovani, guardate, saranno davvero gli interpreti, perché sarà un momento fondamentale anche per costruire il futuro dei nostri giovani. E allora dico, abbiamo continuato a parlare del problema fondamentale che c'è in Sardegna, dello spopolamento, della difficoltà di trovare un'occupazione. Lo sapete, io ho come competenza primaria anche quella del lavoro, quindi trovare quelle forme che facciano sì che non si vada più via dalla nostra terra, perché comunque è inutile che voi lo potete testimoniare, è il posto più bello del mondo, non è che lo diciamo noi, lo dicono i fatti, lo dicono il resto degli abitanti del mondo, che conoscono ovviamente tante altre località. E allora devo dire, la consulta l'abbiamo più volte portata a ragionare sul fatto di superare anche quel concetto di circolo. Enzo lo diceva, io ogni tanto dico comunità, ma perché voglio definire in tanti modi quelli che noi siamo con i nostri circoli. Siamo comunità, qualcuno a Saronno ci ha definito ambasciate, qualcuno ci definisce veramente missionari, ambasciatori, portatori ovviamente di sardità e di identità in
in tutto il mondo. Ecco, noi con i circoli ci sentiamo oltre questa parola, che a volte può sembrare anche una chiusura. No, invece stiamo lavorando per aprirci sempre di più a quelle che sono le diversità e le differenze. E allora da questo una partecipazione corale della conferenza, ma anche dell'ufficio di presidenza, dei nostri esperti, dell'assessorato, per cercare di trovare quelle condizioni, lo diciamo pure, quei finanziamenti, Michele al quadrato, perché insieme dovremo lavorare perché la legge 7, che ormai è datata del 91, possa avere quelle modifiche già nella prossima finanziaria. Ho già scambiato sia con Michele, il presidente, che con Michele Cossa l'esigenza di fare anche di dare un supporto di parte consiliare. Poi ovviamente la casa del nostro consiglio regionale è sempre aperta a tutti voi. Certo non ci può essere il diritto di voto, ma certo ci può essere il confronto, anche se non è formale, e quindi ecco perché un supporto ai lavori della nostra conferenza, alle prossime attività che cercheremo appunto di tradurre subito con dei fatti. E quello di cui io voglio parlare sono fatti, perché chi mi conosce lo sa, mi piace parlare del futuro, ma mi piace anche mettere in evidenza, per trarre valore, per continuare quando le cose vanno bene, in quello che sono i fatti e gli atti che abbiamo prodotto. E allora velocemente vado a dire che anche se la pandemia ci ha condizionato, lo diceva Serafina, abbiamo voluto almeno qui eliminare quella burocrazia, quelle procedure che io mi auguro Marco possa davvero registrare, perché è innegabile che tutti i giorni io chiedo di ridurre queste difficoltà di scambio e di attuazione dei programmi che veramente vengono incancreniti da alcuni percorsi che nascono anche molte volte da un non voler guardare oltre. E allora invece dobbiamo impegnarci per rimuovere quegli ostacoli. È da qui l'anticipazione del 70%, senza bisogno di fiduzioni, senza bisogno di legami. Ma cosa possono voler imbrogliare i nostri emigrati? Mi chiedo, no? Quindi da dover fare delle procedure o dei controlli, diamo delle indicazioni, a quelle ci dobbiamo attenere, e in questo stiamo lavorando però, perché comunque abbiamo messo in campo tanti progetti. Oggi credo che chi non conoscesse le attività che voi portate avanti probabilmente si è fatto un'idea ben precisa, perché non è solo la sagra o la festa e sugumbiru dei nostri prodotti. I nostri emigrati fanno ben altro, e oggi abbiamo dato semplicemente qualche indicazione di quello che voi producete non solo in Italia, perché qui ovviamente siamo al nostro congresso nazionale, però credetemi che girando per il mondo il modus operandi più o meno è sempre lo stesso. Quindi allora ecco perché è giusto derogare a delle rendicontazioni in momento di pandemia, è giusto, abbiamo trovato, c'erano delle difficoltà, è inutile che diciamo colleghiamoci, abbiamo voluto dare quindi un supporto di carattere finanziario per acquisire le attrezzature, quel minimo di connessione che ci deve essere perché ci vediamo in rete, e quindi abbiamo innovato provando a dare, ecco, anche qui un contributo e una diversità. Non solo, il progetto di Casa Sardegna che abbiamo voluto mettere in campo, e lo dico apertamente, ci siamo inventati un altro modo per coinvolgere i circoli e mettere in evidenza la Casa dei Sardi, la più antica Casa dei Sardi. Oggi ricordiamo e celebriamo Grazia Deledda, ma mai dimentichiamoci la civiltà nuragica, il nostro nuraghe, che davvero è il simbolo. Qualche deficiente, lo sostengo, ha detto che stavamo costruendo nuraghi di plastica in tutto il mondo. Ma di che cosa stiamo parlando? Il nuraghe è un segno tangibile della nostra cultura, della nostra identità, e noi con questi modi, anche attraverso lo sport, che lo sappiamo è volano di coinvolgimento, è un modo come un altro anche qui per sentirci partecipe delle gesta delle squadre che ovviamente esprimono eccellenza, partecipando a campionati europei e soprattutto ai campionati nazionali. Ecco, abbiamo voluto partire con un'idea di progetto. Quel progetto di Casa Sardegna viene intensificato
per dei finanziamenti che vanno alle idee e ai progetti dei nostri emigrati. Quindi io mi impegnerò, e da qui vi faccio un altro passaggio importante, il prossimo scenario, non solo nazionale, ma anche europeo, è quello che vede un investimento importante in politiche attive e informazione. E guardate, saremo obbligati a farlo, e siamo ben felici di farlo, con uno sguardo particolare alle nostre donne e ai giovani. Quindi ecco che la nostra sfida sarà quella di poter utilizzare, io dico finalmente, e in questo ci deve essere la partecipazione di noi istituzioni, finalmente i fondi europei anche per i nostri emigrati. Ci inventeremo il modo per aggirare l'ostacolo, legittimamente, lecitamente, ma lo faremo, perché quello rientra anche nella formazione che magari realizzeremo in Sardegna, ma che deve essere diretta anche a chi è sempre sardo e quindi giustamente deve avere il diritto di partecipare ai finanziamenti che arrivano per la Sardegna. Ancora, voi lo sapete, io ho in mente, ma l'ho condiviso con voi, di rivederci tutti insieme. Speriamo che questa pandemia non ci blocchi, lo volevamo fare nel 2021, non ci siamo riusciti per ovvie ragioni, ma stiamo lavorando ovviamente con la conferenza, con i nostri programmi della consulta per la conferenza internazionale dell'emigrato, che speriamo possa essere nel 2022 in primavera, quando magari la legheremo, perché io non dico a caso che questo congresso ha anche un altro filo conduttore, che è il valore dell'emigrazione, il valore che l'emigrazione dà e riporta nella nostra terra. E allora la vera sfida è quella appunto che ci si possa rivedere tutti, magari anche ripartire con quelle analisi, quella ricerca, quindi ecco su Know, quella ricerca che ci fa capire dove sono i nostri emigrati, perché oggi noi abbiamo anche la difficoltà di capire dove siamo allocati, perché i circoli hanno fatto tantissimo, però questo è veramente un momento anche di analisi e di sintesi, capire dove sono, cosa fanno, perché soprattutto gli ultimi non riescono a rientrare in Sardegna. Chi vuole rientrare in Sardegna? Sono tanti veramente i dubbi che noi abbiamo e che vogliamo assolutamente dissolvere con la nostra prossima conferenza internazionale, oltre che il grande piacere di rivedersi come è successo oggi qua. E ancora, non voglio veramente tediarvi tanto, però oggi è emersa davvero la possibilità di parlare delle 3T, turismo, trasporto, territorio, e non voglio ripetere gli argomenti che sono stati trattati. Voglio dire però che per quanto riguarda sicuramente il loro legame, questi sono fortemente connessi e allora cito tra tutti davvero i trasporti, perché credo che sia fondamentale, lo ha detto benissimo il Presidente del Consiglio di Alessandria, nostro assolutamente valoroso partecipante dei circoli, illustre ovviamente, sappiamo che è importantissima la comunità appunto comunale. Dobbiamo dare l'opportunità a tutti di arrivare nella nostra terra, ma soprattutto dobbiamo dare la possibilità ai sardi di andare e tornare in Sardegna liberamente. Quindi questo credo che sia uno degli argomenti. Non voglio anticipare altro, ma vi voglio solo dare una certezza, una garanzia. Questa giunta, il nostro Presidente Solinas, ha questo come obiettivo a brevissimo. Io mi auguro davvero che il 2022 possa essere per noi un anno diverso sotto questo profilo e spero di poter tornare a parlare di un fatto, questo. Ancora, un altro argomento è molto importante per noi, è quello della nostra origine territoriale, quindi dei nostri prodotti, l'agroindustria, l'agricoltura, l'allevamento, la pesca. Li cito perché sono davvero dei settori che hanno qualificato da sempre anche la vostra attività
nel resto del paese. E allora sotto questo profilo credo che sia fondamentale lavorare sul passaggio generazionale, ma lavorare soprattutto sull'attrazione degli investimenti e, perché no, anche dell'autoimpresa, dei sardi immigrati, e quindi lavorare forte per costruire quelle condizioni che non solo riportino i nostri sardi, ma siano in grado anche di attrarre nuove iniziative, nuove produzioni, passando però per Sugonnottu. Guardate, per Sugonnottu passa anche la nuova formazione, perché se non sai fare non sai neanche comandare. Questo me lo diceva sempre mia mamma, e credo che sia importante che appunto da Sugonnottu si possa arrivare a Sunou. Come? Valorizzando quelle che è la nostra identità produttiva, e quindi certo portandola all'evoluzione, perché dobbiamo occupare dei settori di mercato importanti e lo dobbiamo fare con le nuove tecniche, la nuova innovazione, ed è per questo che, come capite, ci può essere questo legame profondo tra Sunou e Sugonnottu. Noi siamo fortemente impegnati, lo saremo per quanto riguarda il programma del PNRR, col programma GOL, che sarà il primo che deve partire, e non solo, lo dico, 22.000 dovranno entrare in politiche attive, di cui 6.200 dovranno entrare in formazione, e di questi 6.200, 2.300 dovranno essere formati nella transizione digitale. Quindi capite bene che il programma è serrato, si dovranno produrre i risultati, perché il fallimento di una regione provocherà automaticamente, qui il senatore Marilotti lo potrà confermare, il fallimento del programma nazionale di tutto il GOL, che vuol dire garanzia dell'occupabilità dei nostri lavoratori. Programma ambizioso su cui la Sardegna è fortemente impegnata ed è tra l'altro il nostro futuro. Voglio dire due parole sul ragionamento del progetto Donna, perché credo che sia stato davvero molto importante. Abbiamo appena iniziato, lo voglio dire a Francesca, abbiamo appena iniziato perché tante sono le battaglie. Noi in Sardegna, in regione, ne abbiamo una molto importante, che è quella che faremo nei prossimi giorni, il nuovo protocollo con l'Associazione delle donne dirigenti d'azienda, che andrà a coinvolgere più assessorati, sanità, artigianato, turismo e commercio, agricoltura e ovviamente il lavoro, nonché lo sviluppo economico. Quindi capite bene, è un programma ambizioso di inserimento e reinserimento lavorativo delle donne in generale, ma soprattutto delle donne nel disagio, delle donne vittime di violenza, delle donne e dei nostri giovani che più di tutti affrontano le difficoltà. E allora sarà un percorso che ci dovrà portare davvero a trovare quegli strumenti che vanno soprattutto a valorizzare le politiche attive. In particolar modo ci dovranno essere i sostegni per l'autoimpresa e per la formazione. Una formazione che dovrà essere mirata, ma che ci vedrà davvero tutti insieme pronti per costruire un futuro diverso. Io credo che gran parte di queste politiche che ho citato devono diventare parte integrante del programma. Serafina, guardo te perché so che tanto a breve avremo anche il nuovo presidente che magari appunto ci ascolterà, però dovranno avere alla base anche i nostri emigrati. È questa la sfida, riuscire a far godere ancora a chi è nato, cresciuto e non in Sardegna, ma ha quella magliettina che porta nel cuore, che appunto è la nostra terra, e credo che questa sia la volta buona. Credo che da subito ci metteremo a lavoro adesso per i prossimi impegni e appuntamenti. Io so che c'è ancora un'altra giornata di lavoro. Voglio ringraziare però davvero comunque la struttura del mio assessorato, questo ve lo voglio dire perché non è facile semplificare le procedure, ma c'è l'impegno di tutti noi anche per superare quello che avete raccontato in questi giorni. Io mi auguro di poter continuare il percorso di visita e di conoscenza in tutti i circoli del mondo. In particolare dovremo trovare, però lo dico, quella coesione di cui qualcuno ha parlato, perché solamente uniti, insieme, magari anche
scannandoci in casa nostra, però poi dobbiamo essere in grado di portare un'attività che ci vede tutti con quella magliettina, dicevo prima, che è quella della nostra Sardegna, che poi alla fine è quella che ci fa vincere non solo i campionati, ma qualsiasi guerra, qualsiasi difficoltà, e soprattutto ci tiene sempre uniti nel mondo. Quindi totus in pari, forza varis. Signori, abbiamo terminato con l'intervento, e la ringrazio tantissimo, la nostra assessore Alessandra Zella, abbiamo terminato i lavori di questa mattinata. Quindi andiamo a ristorarci. Di l'ora di ripresa alle 3, alle 15. Alle 15 riprendono i lavori, pertanto l'invito è a essere puntuali.